pronti? Si parte con la posta di Mirella, naturalmente. Allora, prima di leggere i biglietti di Natale, io volevo ringraziare anche questo signore da Rosà che mi ha mandato dei generi alimentari molto importanti. Ringrazio tantissimo Alessio Maria, non dico il cognome perché non so se magari lui ha piacere o meno. Volevo dirle che è arrivato, io la ringrazio veramente, veramente tanto. È arrivato il trasportatore e perciò io la ringrazio veramente, lei e tutte le persone che ci stanno continuamente aiutando, che forse hanno capito l'importanza di fare squadra per la comunità, perché veramente non ce la fanno più. Dovrebbero capirlo anche forse qualche politico, che ultimamente per quanto riguarda il sociale siamo molto molto lontani, anche quelli locali, gli amministratori locali, ve lo posso assicurare. Allora leggiamo questi bigliettini, leggiamo questo che è bello tosto, bello grosso, vediamo cosa è scritto su questo. Allora, buon Natale e felice anno nuovo, che questo Natale porti una montagna di sogni da realizzare, buon Natale. Vediamo anche questo. Gentili volontari del Banco Solidale, vi ringrazio tutti per la vostra generosità e competenza nella vostra meritoria opera di promuovere la sicurezza e la felicità di tante persone bisognose, di cui per ora anch'io faccio parte, con l'unica ricompensa di fare un'attività degna della specie umana. Grazie, veramente grazie, sono pensieri molto importanti, è giusto anche leggerli per rispetto di queste persone che hanno ancora il piacere di scrivere, di comunicare scrivendo, ecco, gli auguri, la loro felicità, i valori della solidarietà. E questo è molto molto bello. Allora adesso partiamo con un filmato, perché prima di presentare i nostri ospiti, guardate. Nasce il servizio di messaggistica gratuito di Piave Servizi, Acqua Alert, che ti informa tramite SMS sulle interruzioni della fornitura d'acqua e sui tempi di ripristino. Attivarlo è semplice. Vai sul sito di Piave Servizi e inserisci il tuo numero di cellulare. Piave Servizi, un'azienda al servizio dei cittadini. E ringrazio tantissimo Alessandro Bonnet, Presidente Piave Servizi, di essere qui con noi. Grazie veramente Presidente. Saluto anche Roberto Cognonato, Presidente Federazione Italiana Nuoto Veneto. Grazie, sempre di acqua si parla naturalmente questa mattina. Presidente, ma si chiamerà ancora Piave Servizi o la chiameremo Tevere Servizi dopo quello che è successo ieri? Ci racconti lei come l'ha vissuta anche da politico, da ex politico, da già politico? Cosa sta succedendo? Neanche un sindaco leghista sul consorzio Piave? Cosa è successo? Ci spieghi un pochino, perché noi vorremmo anche capire, voi capite meglio di noi, non siamo tanto, lo so che dà fastidio, che la mette un po' in imbarazzo, Presidente, ma è successo talmente una bomba atomica per la prima volta sul Piave, ecco, ci racconti un po'. Beh, buongiorno a tutti, ringrazio per lo spazio che è stato dedicato soprattutto al nostro filmato su Acqua Alert, che è un servizio per la cittadinanza veramente importante, del quale spero poi avrò più tempo per parlare. Per quanto riguarda il consorzio di bonifica Piave, sinceramente non è un ambito che io segua. Ho letto i quotidiani stamattina come voi. Ho visto delle elezioni, ho visto appunto quello che è successo. Faccio veramente l'in bocca al lupo per un buon lavoro a chi è stato eletto, quindi in primis a Nicola Fantuzzi e a Amedeo Gerolimetto, che sono persone di assoluta competenza e che conosco, e quindi faccio un in bocca al lupo a loro. Per quanto riguarda la Lega, non conosco, ripeto, le dinamiche che hanno portato alle scelte che sono state compiute, quindi non riesco ad essere più preciso di quello che già i giornali hanno scritto stamattina, cioè che praticamente non ci sono esponenti del partito dentro il consiglio dei sindaci, in un certo senso.
però nel consiglio di amministrazione siede anche Ezio Dan, già sindaco di Fontanelle, che è una persona che conosco, e quindi il territorio anche nell'ambito della sede di Piave Servizi è adeguatamente rappresentato da persone che, ripeto, sono serie, professionali e competenti, e con i quali sicuramente per gli ambiti, non ce ne sono molti, ma per gli ambiti di competenza sicuramente potremo lavorare in maniera proficua. Presidente, la ringrazio anche per questa sua capacità di mediare, di non alzare i toni, di non fare polemica. Io ho avuto anche il sindaco Ministeri della Lega, naturalmente, di Cimadolmo, anche lui usa questo linguaggio. Non le sembra che forse proprio in politica, nei momenti cruciali, i toni dovrebbero essere più dimessi, più concilianti, perché c'è un paese che ha bisogno di risposte immediate, è una situazione anche molto imbarazzante per me. Io ieri, come lei sa, ho un banco solidale e quello che vedo mi preoccupa molto, sono le nostre famiglie, i nostri diversamente giovani, i servizi. Ieri ho avuto anche il presidente dell'RSA Volpe e non ci siamo proprio, siamo lontani 1000 miglia da capire i bisogni delle persone, anche nel nostro territorio. Il Veneto come volontariato, che era ai primi posti, siamo al 18° posto, e questo dovuto a cosa? Alla tanta burocrazia, a non riuscire a trovare nei volontari giovani un mondo nuovo, non ci conoscono, non sanno, siamo tanto divisi. Forse anche questo incide molto. Le divisioni in politica fanno male. Se non si media, se non si ragiona assieme col buon senso, ma si urla solo per poltrone, poi la gente capisce, la gente è stanca, Presidente, lei lo sa. Però vengono anche le buone notizie, come abbiamo visto il servizio, perché ci sono persone per bene che capiscono invece che bisogna lavorare per il territorio, come sta facendo lei con la sua squadra, perché è questo che vogliono le persone. Prego, Presidente Bonet. Grazie dello spazio intanto, Mirella, rispetto a questo servizio. Si dice che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, quindi non sono tanti i programmi che riescono a dare spazio a delle notizie costruttive, ma che magari fanno meno clamore mediatico, come dire. E questo che abbiamo presentato con il filmato in anteprima è un servizio assolutamente gratuito, istituito dalla nostra società per fare in modo che i cittadini siano sempre informati relativamente ai disagi che si possono verificare lungo una rete estesa come quella di Piave Servizi, che ricordo ricopre 3.900 km dal Fadalto, quindi dalle Prealpi Venete, fino alla Gronda Lagunare. È un servizio, ripeto, gratuito, sicuro, nel senso che i dati del cittadino non vengono assolutamente divulgati, ma gestiti internamente dalla società, e è un servizio che permette tempestivamente, tramite SMS, di avere informazioni rispetto alle interruzioni di servizio. Faccio un esempio: se a San Biagio di Callalta, in via dove siete, via Prati 1, c'è un'interruzione del servizio di acquedotto, per esempio, è sufficiente che il titolare appunto dell'immobile entri nel sito di Piave Servizi, digiti il comune e la via, e riceverà tempestivamente un SMS in cui si dirà: attenzione, il giorno 16 gennaio da mezzogiorno, non so, alle 2 ci sarà un'interruzione del servizio, poi dopo questa interruzione di 2 ore verrà ripristinato. In questa maniera facciamo in modo che i disagi possano avere, cioè che i cittadini possano organizzarsi rispetto ai disagi che prima o dopo ovviamente si possono verificare, ecco. Molto chiaro, e la ringrazio, penso sia una cosa molto utile questa mattina che abbiamo sentito, magari qualcuno non la conosceva, ed è giusto invece capire, perché la trasparenza dovrebbe regnare sovrana, come sta facendo il Presidente Bonnet. Quando c'è una cosa buona, io lo vengo a sapere sempre, vede Presidente che come sono brava, visto? Mi sono promossa da sola, però è vero, perché io porto delle cose, delle persone che poi anche la gente a casa mi ringrazia e mi dice appunto di
continuare su questa linea, perché si politica, ma ci sono anche altre cose molto importanti delle quali discutere, perché comprendono e dobbiamo capire cosa c'è nel nostro territorio, quello che funziona, che parliamo sempre di quello che non funziona, ma dobbiamo parlare anche di quello che funziona, e Piave Servizi penso sia un esempio di questo. Allora sentiamo anche, saluto Roberto Cognonato, Presidente Federazione Italiana Nuoto Veneto. Buongiorno Presidente, grazie. Io ieri ho avuto il delegato del CONI Mario Sanso, abbiamo sentito a Santa Caterina tutte queste premiazioni, io le ho lette tutte Presidente, perché è merito anche di questi ragazzi che portano alto anche l'onore del nostro Veneto e della nostra Italia, e poi veramente sono veramente bravi, citarli, nome e cognome, che hanno ricevuto le medaglie. E sono anche molto contenta perché ho sentito un Mario Sanso anche prospettato per un futuro anche con un mondo giovane. Si stanno riavvicinando i giovani allo sport, perché con la pandemia eravamo veramente in forte crisi. Cosa ci dice Presidente? Il nuoto come va? Beh, il nuoto gode di ottima salute. Nella nostra regione tradizionalmente le attività sportive acquatiche hanno grande rilevanza, hanno grande respiro anche di livello internazionale, sia nel settore nuoto che del nuoto artistico e nella pallanuoto. E c'è finalmente un segnale di ulteriore crescita di questo settore. Come lei accennava, dopo la pandemia ci siamo trovati con una fascia di età che era in qualche modo stata fortemente penalizzata. Adesso c'è questo segnale di ripresa e vediamo che anche nelle attività sportive, anche nelle attività agonistiche c'è una voglia, un desiderio di tornare a confrontarsi, a gareggiare, a ritrovarsi, e quindi è un segnale sociale fondamentale, importante per i ragazzi, perché sono opportunità per loro per trovare stimoli, punti di riferimento, una formazione, un'educazione che gli serve poi anche nella vita, al di là di quelli che sono i risultati agonistici più o meno rilevanti, ma è una fonte di riferimento sociale che insieme alla scuola è un valore educativo di grande rilevanza. Presidente, non le sembra che forse anche questa disciplina dovrebbe rientrare nella scuola? Cioè fare il nuoto ai ragazzi, intanto è lo sport più completo e voi capite l'importanza di questo, anche perché qualcuno ne parla poco, ma abbiamo un'obesità infantile che veramente preoccupa i pediatri e mi dicono sempre di ricordarlo. Perché non si riesce a capire l'importanza invece nello sport anche in un'età evolutiva anche molto fragile, molto piccola, i giovani si muovono poco, sono duri nei movimenti, ecco, forse qualcuno dovrebbe capire l'importanza dello sport nella scuola. C'è, per carità, non dico di no, ma alla quinta elementare. Prima è merito di qualche insegnante, i maestri soprattutto, che io ringrazio e non finirò mai, però io non devo essere fortunata ad avere quel maestro, devo avere quello che mi aspetta di diritto, visto che lo sport è entrato nel 2023 nella Costituzione. Cosa ne pensa, Presidente? Tocca un tasto particolarmente delicato. Il mondo della il mio ruolo. Certo, il mondo della scuola è complesso ed è estremamente difficile avviare progetti di coinvolgimento del mondo sportivo in ambito scolastico. Ci sono delle diverse iniziative da parte di più discipline sportive. Anche noi come Federazione Nuoto abbiamo molti rapporti di collaborazione con istituti scolastici nel territorio, proprio per avvicinare i giovani al mondo dell'acqua, soprattutto per quel che riguarda nelle prime fasi la cultura della sicurezza in acqua. È fondamentale per la salvaguardia della vita far sì che tutti sappiano nuotare, essere autonomi, autosufficienti, al di là della valenza sportiva formativa che ha il nuoto come attività sportiva completa che va bene in fase di crescita, ma è fondamentale che per la sicurezza i bambini imparino a nuotare. Dopodiché, quando crescono, scelgono qualunque tipo di sport, praticano qualunque sport, va benissimo tutto. L'importante però è creare anche i presupposti per la salvaguardia della vita. Ecco, questo è bravissimo è Presidente. Ma
solo lavorando in collaborazione, superando quelli che sono i limiti della burocrazia, delle difficoltà organizzative, dei problemi economici che ci sono, bisogna rimboccarsi le maniche, non usare quelli che sono i problemi, anche tutte le difficoltà burocratiche, come alibi per rinunciare a portare avanti i progetti. I progetti si possono fare. Vediamo che dove si è avviato un rapporto di collaborazione con gli istituti scolastici, malgrado tutto si riesce a portare avanti dei percorsi che sono utili e importanti per i giovani, dalla scuola d'infanzia alle scuole superiori. Nelle scuole superiori abbiamo avviato anche progetti propedeutici anche alla formazione di nuovi istruttori e assistenti bagnanti, facendo in modo che i ragazzi che escono dalla quinta superiore abbiano in mano anche una qualifica professionale. Avete capito? Quindi, come potrebbe funzionare molto bene anche per quei ragazzi che dicono: mi annoio, ho fatto questo atto di vandalismo perché mi annoiavo. Allora, invece di annoiarsi, se forse li avviciniamo più al mondo sportivo, visto che discipline ne abbiamo tantissime, possibile che ecco, non li intrighi. Io penso che dobbiamo proprio andarli a prendere per mano, però a mio avviso, Presidente, dobbiamo farlo quando sono piccoli, quando iniziano veramente, come quando li porti al mare, in spiaggia. Cosa fa il bambino? La prima cosa, si avvicina all'acqua, non c'è niente da fare. C'è chi ha paura, chi ha meno paura, però vedi che è attratto. Poi un po' alla volta si insegna e vedi che questo bambino non ha più paura dell'acqua, grazie ai genitori, grazie anche a questi allenatori, a tutti. Però qualcuno deve ascoltare queste cose qua. Presidente Bonnet, lei cosa dice? Lei parla di acqua, è un'altra acqua, ma anche lei come cittadino, come genitore, non è possibile che non si riesca a capire che dobbiamo dare un gioco a questi ragazzi in maniera di non annoiarli, di intrigarli? Cosa ne pensa? E poi magari diventare i futuri presidente di Piave Servizi, perché no? Iniziando con l'acqua, a capire cos'è l'acqua, l'importanza dell'acqua, della sicurezza dell'acqua. Prego, Bonnet. Allora, sono temi importantissimi. Come genitore soprattutto ho sempre rilevato la necessità di fare sport. Rispetto alla nostra generazione, i ragazzi che crescono adesso, vedo mio figlio, eccetera, hanno bisogno di stare insieme. Perché? Perché quando si nasceva una volta in una borgata, parlo del mio caso, viva Dio, si entrava per forza o per piacere a contatto con un gruppo di bambini, poi di ragazzini, eccetera, che poi erano sempre quelli. Adesso i ragazzi nascono in un mondo in cui i bambini sono pochi, isolati, e hanno bisogno di stare insieme tra loro. Quindi, al di là del movimento fisico, che è fondamentale, non è un vezzo, è fondamentale, ma c'è anche tutta la componente dello stare insieme, di imparare le regole del vivere sociale, e che lo sport è il veicolo necessario e l'unico, credo, perché la scuola è qualcosa d'altro, è qualcosa di formativo per altre cose. Invece lo sport è una pillola necessaria da prendere, quindi bene ha fatto la politica a inserirlo in Costituzione, però al di là di questo bisogna tradurlo in pratica, quindi non finiremo mai di ringraziare i tanti volontari che in tutte le discipline sportive, soprattutto magari quelle che hanno meno attenzione mediatica, riescono ogni anno a coinvolgere decine di migliaia di nostri ragazzi e toglierli dalle strade o da abitudini peggiori. Questo per quanto riguarda lo sport. Poi ai nostri giovani auguro qualcosa di più di diventare presidente di Piave Servizi, anche se devo dire che per me è pur sempre una bella soddisfazione. E una cosa sola che posso dirvi al di là sulla cultura dell'acqua. I comuni che hanno maggior consumo idrico pro capite sono i comuni dove l'acquedotto è arrivato prima. Questo perché spesso chi ha l'acqua in casa da più tempo la dà per scontata, invece l'acqua in casa non è scontata, soprattutto l'acqua di una certa qualità. Basta guardare i telegiornali nazionali per capire che anche in Italia nel 2025 avere l'acqua in casa non è qualcosa di, ripeto, scontato, è qualcosa che è il frutto di un lavoro che viene fatto a monte, di captazione, di depurazione, di trasferimento e garanzia di avere un servizio che sia sempre igienicamente
ineccepibile, perché quando si dà da bere a, come nel nostro caso, 380.000 persone, si risponde con la propria testa di quello che si mette in bocca a bambini, anziani, a donne e anche alle aziende che utilizzano questo prodotto fondamentale. Avete capito ancora una volta quanto buona è la nostra acqua e quanto bene fa, e possiamo berla tranquillamente, perché abbiamo appunto il presidente Alessandro Bonnet che si occupa di questo, e ogni volta che viene a Sveglia Veneti lo dice: la nostra acqua è veramente buona, bevetela tranquillamente. Lo dico anch'io perché io la bevo sempre, sempre. Andiamo col telefono, abbiamo il nostro Rinaldo. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire al direttore sportivo che ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Guarda che te avevo detto, te che avevo sentito. Ti va avanti a parlare, pensavo che non ti fossi collegata. Sì. Mi andavo a Rainante, alla Radinante a Venezia nel 1950, ed era qua, vabbè, per il nuoto, che a Rainante, Chimisso, che era un campione italiano e europeo, che dopo si è morto su un incidente aereo per andare in Germania. E era a centinaia di deputati che andava, perché gli sport che era una volta, è il nuoto, è la bicicletta, è la box, tutti sport poveri. Non vedere gli sport adesso che voi skate, gli sport erano una roba normale, anche a scuola su 8-9 anni ne portava a Rainante o a Passoni e Tassoni che venisse a vedere tante insegnanti annuali, perché tanto il nuoto fa bene alla salute, e in più è una sicurezza se ti vai a spiare al lago, una roba altra, o un incidente in barca, in nave, ti devono nuotare e ti salvi. Dovrebbe essere più attenzione da parte dello Stato, va bene? E dare la possibilità, perché adesso va avanti tutto con i soldi, tutto skate. Uno che se amico di tanti nevoli si iscrive a uno sport skate per i timoni, roba, questo e quello, e vite. Sì, è giusto, ma chi che non li ha? Che ha magari 3-4 fiori. Non ne manda neanche a un. Una volta andai in acqua, in Canaasso, adesso non c'è più. Ma voglio dire che il nuoto è uno degli sport più bei e meno costosi e più salutari di tutto, come la bicicletta. Sport poveri. Adesso siamo, con l'opulenza che abbiamo, facciamo sport da tanti skate. Invece bisogna insegnare innanzitutto, se esce una squadra del moto o di bicicletta, ti insegna l'educazione, avere rispetto veloce Rinaldo, tante roba. E dopo voglio dire al signor dell'acqua, guarda che l'acqua è un ben comune, l'acqua non ha paroni, l'acqua è la nascita da terra. Come mai non vede acqua e dopo vede fabbriche che fanno milioni e milioni di bottiglie di acqua? Perché dobbiamo essere senza acqua? E l'acqua siete tutti. Non va a avere un costo come adesso che mi regala l'acqua, perché paghiamo dei gesille, paghiamo bollette, paghiamo tutto. L'acqua non mi regala nessuno. Giustamente era un costo, però non c'è chi faccia fatica, perché l'acqua che c'è. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Abbiamo sentito anche il nostro Rinaldo, allora prima sentiamo Roberto Cognonato. Presidente, cosa dice questa persona, il nostro Rinaldo, che dice bisogna aumentare, investire? Cos'è che la preoccupa di più, Presidente, in questo 2025? A parte le bollette, gli affitti e tutto il resto? Prego, Presidente. Ha ricordato dei nomi importanti della storia del nostro nuoto, i caduti di Brema, in cui c'era anche Chimisso, grande campione veneziano. I ricordi sono di un periodo in cui piscine ce n'erano poche. Per fortuna negli anni, anche nella nostra regione in particolare, le piscine sono cresciute, ce ne sono in diversi comuni, hanno
quindi una possibilità le persone di frequentare le attività natatorie molto maggiore di quelle che erano in passato. I problemi di adesso, oltre al problema che segnalava dei costi energetici sempre crescenti che rappresentano un incubo per tutte le piscine perché vanno ad acqua e riscaldamento e quindi hanno bisogno di grande quantità di energia elettrica, di gas e di acqua. E anche qui un inciso importante: le piscine stanno facendo tutte quante un lavoro significativo, evidenziando quanto riportava il presidente del Consorzio Piave, che serve a far sì di diminuire gli sprechi di acqua, proprio perché l'acqua è un bene prezioso e non ce n'è a dismisura e va preservata. Ma quello che è il problema fondamentale di tutte le piscine, al di là dei costi energetici, è che la maggior parte degli impianti hanno un elevato grado di vetustà e le piscine hanno un livello di deterioramento elevato proprio per le caratteristiche ambientali in cui ci troviamo. Sono ambienti caldi, umidi, dove ci sono prodotti chimici e quindi il grado di deterioramento degli edifici è elevato. La necessità di manutenzioni è importante e ci troviamo che tutti gli impianti pubblici sono in grossa difficoltà perché non c'è la capacità di mandare avanti quelle che sono le necessità di interventi di manutenzione straordinaria. I comuni hanno risorse risicate, hanno bilanci in sofferenza e il bene pubblico, il bene patrimoniale fa fatica a essere gestito. Le risorse destinate al mondo dello sport, anche a livello impiantistico, a livello nazionale, sono troppo limitate. Avremo bisogno che in tutto l'ambiente pubblico fossero preservati le strutture nate per il bene dei cittadini, per far sì che le persone stiano in salute, che possano usufruire di servizi. Lei segnalava anche prima il problema dei servizi sociali, dell'assistenza a chi ha più difficoltà. Abbiamo la necessità che si diano delle priorità diverse nel nostro Paese, perché diversamente ci troviamo che gli impianti rischiano poi un po' alla volta di chiudere perché non riescono a essere adeguati per quelle che sono le necessità di manutenzione. Grazie Presidente per aver ricordato quello che è necessario e quello che non dovrebbe essere necessario, ma quello che è necessario bisognerebbe farlo, visto che abbiamo questi addetti ai lavori che hanno le idee chiare su cosa si dovrebbe intervenire. Io sento sempre parlare di terze e quarte corsie, di cemento, non sento mai parlare di quello che serve veramente per i nostri giovani. Già ne abbiamo pochi, se non cerchiamo di curarli da piccoli non so cosa succederà. Allora, prima di sentire anche il Presidente Bonnet per quanto riguarda quello che ha detto Rinaldo sull'acqua, abbiamo Maurizio. Ciao Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ascolta, io adesso vado fuori argomento, però è una cosa importante che vorrei sapere. Allora Mirella, io ieri sono andato a fare l'ISE, sono andato a preparare l'ISE, quello 2025. Io adesso mi auguro che praticamente rientri in qualche bonus, perché veramente è una cosa indescrivibile qua. Con lo stipendio che prendo io non ce la faccio andare avanti, però cerco di stringere la cinghia, però dopo un bel momento e stringi oggi e stringi domani e te soffichi, ecco, dicono in dialetto veneto. Allora adesso vediamo se magari entro sul bonus, magari quello magari per le medicine, che mi andrebbe bene, oppure anche quello dei buoni pasto. Però qua ho visto ieri su internet navigando, Mirella, tantissimi bonus che hanno messo, però io ho visto anche che per le persone che vivono da sole c'è la possibilità di avere qualche bonus in maniera un piccolo sostegno. Punto di domanda, non si sa. Ecco, se tu mi sai spiegare un attimo meglio la situazione, Mirella, avrei piacere di capire un attimo come funziona sta cosa. Ecco, ti ringrazio, saluto tutti quanti a te, lo staff e i tuoi ospiti. Buona giornata a tutti. Grazie Maurizio, io non conosco le tue carte, non so come funzioni, nel senso che ognuno è una cosa a sé.
Quello che posso dirti è che devi rivolgerti a chi di dovere, che sa leggere le carte e dire quello che tu hai e quello che tu percepisci con l'ISEE che hai, cosa devi avere che ti è dovuto. Questo posso fare. Voi dovete, oltre a leggere su internet, ci sono i sindacati, ci sono i servizi sociali, loro vi devono dare queste risposte perché sono là per questo, sono pagati per questo. Perciò tu non puoi pensare cosa mi aspetta e cosa non mi aspetta, ma lo chiedo alla Mirella, vediamo se la Mirella mi risponde. Ci sono gli uffici preposti, Maurizio, e mi sembra che uffici tu li conoschi, dove tu con le carte che hai ti dici con questo ISEE cosa mi aspetta di diritto, che bonus posso avere? Perché sennò è inutile che ce la giriamo. Dovete imparare, come fanno tante altre persone, di andare a bussare alle porte per avere la risposta, che ve la devono dare in base naturalmente ai documenti che presentate. Detto questo, andiamo subito dal Presidente Bonner per quanto riguarda l'acqua. Allora, io ho avuto un geologo e un ghiacciologo l'altro giorno, il quale è molto preoccupato per l'acqua, Presidente. Ha detto intanto quando fai plin plin 5 litri di acqua è uno spreco assurdo e dovremmo tutti pensarci invece di buttare via l'acqua buona, perché in futuro l'acqua mancherà. E lui era molto preoccupato, è un esperto, un super esperto che ha detto questo. Presidente, cosa dice? C'è uno spreco che lei vede? Allora, ci tengo intanto a fare un po' di chiarezza sulle questioni che aveva posto Rinaldo, che aveva chiamato prima. L'acqua in Italia è un bene comune, è pubblica. Quindi chi paga la bolletta di Piave Servizi non sta pagando l'acqua, sta pagando il servizio di trasporto dell'acqua, di captazione, di clorazione, sta pagando la depurazione, il trasporto delle proprie deiezioni a un depuratore e la depurazione delle acque reflue. I posti dove l'acqua non viene pagata sono luoghi della terra dove l'acqua non è garantita, l'acqua potabile non è garantita. Questo perché ovviamente non ci sono i soldi poi per fare tutte le lavorazioni che sono necessarie per garantire un'acqua che sia igienicamente all'altezza delle aspettative di un corpo umano. Poi si fa il business con l'acqua, sì, ci sono in un'economia di mercato, ci sono degli imprenditori che offrono dell'acqua confezionata, però siamo in un paese libero, quindi uno può scegliere se andare a comprare un'acqua confezionata pagandola quella che si paga, oppure usufruire della propria acqua, cioè dell'acqua, quella tra virgolette pubblica, che viene fornita dall'acquedotto, che è controllata 1500 volte all'anno e che non sosta nelle bottiglie di plastica magari per 3, 4, 6 mesi, quello che è, fa parte della scelta. Quindi lo sforzo secondo me necessario è quello di comunicare queste cose, per quello che io ti ringrazio sempre Mirella, perché sei una delle poche realtà mediatiche che si impegna a dare spazio a queste comunicazioni. La fermo un secondo solo, Presidente, perché non mi impegno solo io, ma sono i nostri telespettatori, questa grande famiglia di Media Nord-Est di Sveglia Veneti, perché abbiamo il nostro Leone. Avrei giurato che avresti chiamato Leone, ho detto chiamerà Leone stamattina, vai. Ciao Mirella, ciao. Grazie. Tu mi conosci come le mie tasche, come le tue tasche volevo dire. Allora, qui abbiamo 1 miliardo di persone che muoiono di fame e di sete in questo pianeta, che ha più acqua che terra. In questo pianeta c'è più acqua che terra. Allora noi prendiamo tutti i nostri soldi, tutti i nostri pensieri, preoccupazioni per andare su Marte, mentre abbiamo la tecnologia per desalare l'acqua del mare, e si potrebbe spendere qualche soldo per desalare l'acqua del mare. Abbiamo visto Los Angeles, il disastro a Los Angeles, che non avevano acqua. Los Angeles è nel mare, cioè
nell'oceano. Sai quanta acqua c'è nell'Oceano Pacifico? Non mi metto neanche a dirtelo, perché io conosco l'Oceano Pacifico benissimo. Allora, sai quanta acqua tu puoi prendere dall'Oceano Pacifico se vuoi? Perché dicono, è costosa l'acqua da desalare, l'acqua del mare, e invece se tu la fai con l'energia fotovoltaica non è costosa. Allora, sono 200 anni che abbiamo una tecnologia per desalare l'acqua del mare. I primi pannelli fotovoltaici messi in commercio sono stati messi in commercio nel 1880. Allora noi con queste due tecnologie potremmo prendere tanta di quell'acqua del mare a un costo bassissimo e non avremo più nessuno che soffre di fame, di nient'altro. E basta andare su Marte, basta. Quanto inquinamento si produce andare nello spazio? Quanto? Oltre all'inquinamento dell'incendio dei... Ciao Mirella, grazie. Grazie a te caro Leone. Allora, prima di rispondere al nostro Leone andiamo in pubblicità. Siamo con Roberto Cognonato, Presidente Federazione Italiana Nuoto Veneto, assieme anche a Alessandro Bonnet, Presidente Piave Servizi. Naturalmente non sono insieme ma sono collegati con noi. Allora sentiamo come risponde il Presidente Bonnet al nostro Leone da Tre Baseleghe. Prego Presidente. I temi, quelli della fame nel mondo e della corsa alla conquista dello spazio, sono temi che forse veramente esulano un po' dal nostro, come dire, dalla nostra potestà di incidere. Ecco. Quello che posso dire è di fare molta attenzione alla demagogia in ambito dell'acqua. Fin dal 1400 i veneziani ci insegnano che è opportuno che si occupi di acqua chi ne ha le competenze, perché il tema è molto delicato e ha ripercussioni che sono estese a tante persone e concatenate le une sulle altre, cioè ogni nostra decisione incide su qualcos'altro. Questo per dire che mettersi a dissalare quando abbiamo dell'acqua a disposizione non mi sembra una scelta efficiente, efficace e neanche ambientalmente sostenibile, perché inviterei veramente, prima di parlare, ad andare a vedere come funzionano gli impianti di dissalazione. Noi abbiamo l'acqua, dobbiamo stare attenti a non sprecarla e dobbiamo fare gli investimenti per fare in modo che quest'acqua continui ad arrivare nelle nostre case. Ci sono tutte cose che con della sana programmazione di lavori e finanziaria si possono fare. Quindi al di là di questa demagogia. Poi trattare della fame nel mondo nel suo complesso la vedo veramente una cosa di un'importanza straordinaria, ma di una complessità altrettanto straordinaria, quindi non voglio, non biasimatemi, ma non voglio entrare. Sul tema poi che mi era stato posto relativamente al futuro delle risorse idriche, fare delle previsioni è difficile, come capirete bene, e con l'Università di Padova e l'Università di Ferrara Piave Servizi ha realizzato uno studio sulle precipitazioni, sull'andamento delle riserve, delle fonti, soprattutto montane, e quello che si è rilevato, per esempio a livello delle precipitazioni, nelle fasi storiche con un arco temporale ultracentenario, non è tanto una diminuzione significativa delle precipitazioni. Le precipitazioni, statisticamente, la quantità di acqua che cade dal cielo è sempre quella. Che cambia è l'intensità. Cioè, quando piove tutto assieme, non piove più distribuito come una volta. Quindi il ragionamento che va fatto a monte per garantire una sostenibilità della nostra risorsa idrica è quella di captare, di riuscire a catturare l'acqua prima che se ne vada.
Allora Presidente, è vero quello che lei dice, però è anche vero che io ho abituato i miei telespettatori e telespettatrici ad andare nel mondo, perché mi collego con l'Africa, con l'Australia, mi collego proprio, proprio alla fine del mondo, con la fine del mondo. E loro sono molto contenti. Quello che però vediamo, siccome siamo veneti ma siamo anche italiani, che magari andare in Calabria o in Sicilia e non avere l'acqua, apri il rubinetto e non c'è l'acqua, o come avete sentito in Sicilia, che poverete queste persone, questi siciliani veramente con le mani nei capelli, perché non hanno l'acqua, è un'isola circondata dall'acqua e giustamente poi il paragone è vai sulla Luna e non riesci ad avere l'acqua in Sicilia, in Calabria e anche in altre zone. Capisce Presidente che indipendentemente che ci sia lei questa mattina, ma è un discorso molto ampio che fa il telespettatore, dice ma cosa sta succedendo, ma come abbiamo degli acquedotti che sono un colabrodo e si parla del ponte di Messina, della pista da bob, di cose, della terza corsia, della quarta corsia, invece di mettere a posto il territorio e il paese. Capisce che poi tutto sommato bisogna anche iniziare a parlarne, Presidente, perché lei dice che io faccio una buona informazione, ma l'informazione è anche dire quello che si dovrebbe fare per il nostro paese, perché se seguiamo sempre la politica e quello che interessa alla politica, tanto è vero, avete sentito, ecco, vedrete fino a ottobre cosa sentirete, che nessuno vuole perdere la poltrona, e per quello è la lite è sulla poltrona, non è sulla politica. Ricordatevelo, la lite è sulla poltrona perché la politica rende in tutti i sensi. Allora capite bene che anche a casa dicono ma invece di fare questo perché non si mettono d'accordo invece di vedere come potrebbe funzionare anche diciamo l'acqua, ecco, visto che c'è questa emergenza idrica detta dagli esperti che io invito, Presidente, ricercatori, veramente persone che hanno detto ho presentato in regione, nessuno mi ha risposto, eppure ho presentato un progetto importante. Guardi, relativamente all'acqua che manca in regioni d'Italia, in zone d'Italia, ti dico una sola, e dico ai nostri telespettatori una sola cosa. La legge Galli, che organizza il servizio idrico integrato, è del 1994. E le zone dove l'acqua manca sono le zone sostanzialmente dove la legge Galli non è stata applicata. Allora, più di così credo che non si possa fare. Noi quello che possiamo fare, io sono un pragmatico e quindi tendo a non dare risposte politicamente corrette, ma tendo a dare risposte vere alle questioni che mi vengono poste. Quello che possiamo fare noi è di occuparci bene delle nostre risorse. I consigli che possiamo dare agli altri è quello di concentrarsi su fare il fattibile. E come dice San Francesco, prima ti concentri nel fare quello che riesci a fare, poi alla fine ti renderai conto giorno per giorno di aver fatto un miracolo. E il miracolo di portare l'acqua in Sicilia e in Calabria è il miracolo di fare le cose semplici tutti i giorni, applicare la legge Galli, quindi costituire delle aziende che gestiscano il servizio idrico integrato, perché ancora in ampie parti di territorio non ci sono delle aziende che gestiscono l'acqua, ma ci sono delle gestioni comunali che non hanno risorse. Do un numero, mediamente nelle nostre zone si investono 70 euro pro capite all'anno per gli impianti idrici, in quelle zone dove non ci sono le aziende se ne investono 8-10, quindi un decimo, e è normale che l'acqua non ci sia. Quindi non servono i dissalatori, serve fare quegli investimenti, devono applicare la legge Galli, quindi costituire le aziende, assumere persone che siano dei professionisti e gestire in maniera seria e trasparente il ciclo idrico integrato. E quindi non ci sono altre alternative. È inutile fare un dissalatore, dissalare l'acqua e poi mollarla in tubi che non esistono o tubi che perdono il 100% dell'acqua. È qualcosa che non è una risposta, che è una soluzione facile a un problema complesso. E come tutte le soluzioni facili a problemi complessi non risolvono poi il problema. Quindi a livello italiano, a livello globale è ancora più difficile forse, perché tali e tanti sono i fattori che contribuiscono
a creare queste situazioni critiche che dare delle risposte è per noi qualcosa. Ci piacerebbe tanto avere delle soluzioni facili, ma molto probabilmente non sarebbero risolutive del problema. Quindi per quanto riguarda l'acqua, io quello che mi sento di dire è che di tranquillizzarvi rispetto alla nostra situazione, soprattutto per il futuro, dobbiamo continuare così. Per quanto riguarda la realtà italiana c'è tanto da fare, però che non mi si venga a dire che servono opere mastodontiche. Bisogna fare giorno per giorno tutto quello che serve in maniera seria e professionale. Vede Presidente, lei ha parlato molto bene, la ringrazio e per questo mi fa piacere anche invitarla, perché è una persona, come sentite, che dà delle risposte, il lavoro che fa si vede con la sua squadra, l'avete sentito anche questa mattina. Ma vede Presidente, lei ha detto una cosa importante, ha citato una data, 1992, legge Galli. Siamo nel 2025. Abbiamo avuto 70 partiti, 70 governi. Non le sembra che forse qualcuno dovrebbe spiegare perché nessuno ha mai pensato di fare quello che anche Leone dice, cioè di cercare di portare una tecnologia avanzata, visto che ce l'abbiamo, per cercare di non rimanere con le regioni circondate dall'acqua senza acqua? Non se ne parla. Io non ho sentito mai qualcuno, a parte lei dice il nostro territorio è anche fortunato, ma io non devo essere fortunato dove nasco perché ho quel governo, ho quel presidente. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto e l'acqua è un diritto, Presidente Bonnet, l'acqua è un diritto, ci mancherebbe. Ecco, io vorrei capire veramente dal 1992 al 2025, che adesso è quest'anno, chi si è occupato di questo. Noi sentiamo solo che bollette aumentano, tutto aumenta, e poi, ma da nord a sud, da est a ovest, non è che aumentino solo qua, perché bisogna anche dire e poi non si danno risposte. Allora sentiamo anche invece cosa ne pensa Roberto Cognonato, ecco, questo presidente. Io vorrei invece portare anche buone notizie, oltre a quelle che ha portato Alessandro Bonnet, anche il presidente di questa premiazione che c'è stata all'auditorio della chiesa di Santa Caterina il 14 gennaio, stelle al merito sportivo, palme al merito tecnico e medaglie al valore atletico. Io leggo perché anche lei, ad esempio, Bonetto Cinzia, Federazione Italiana Sport Invernali, Federazione Italiana Nuoto. Prego Presidente, vediamo anche le immagini perché è giusto vedere, penso sia una grande soddisfazione per questi atleti ma anche per voi in generale. Prego Presidente Cognonato. Questi momenti sono importanti perché sono la testimonianza anche di tutto l'impegno di un mondo che gira intorno al settore sportivo, un settore sportivo che vive anche attraverso tutto, oltre che tutte le famiglie e i tecnici, gli atleti che partecipano all'attività, ma c'è tutto il mondo legato alle figure di dirigenti sportivi, di allenatori e di volontari che operano per sostenere le attività sportive. Sono state premiate figure di dirigenti storici nelle diverse federazioni. Nella nostra federazione in particolare è stata premiata Cinzia Bonetto, che è un dirigente di società che si è impegnata molto sia nel settore del nuoto che nel settore degli sport invernali. Restare sul 9 è un elemento che dà gratificazione a tutto quello sforzo, a tutto quel movimento, gratifica gli atleti che vengono premiati, ma anche dà una testimonianza, un valore. E questa è l'importanza di quello che è l'impegno anche di queste premiazioni organizzate dal CONI a tutto quello che è l'organizzazione delle società, del territorio, che consentono che lo sport possa crescere. Un'altra stella d'argento è stata data anche a SD, Unione Operai Escursionisti Italiani, Federazione Italiana Sport Invernali, Federazione Italiana Nuoto. Sentite le date. Società fondata nel 1922.
con 1.200 soci che svolgono attività di sci e di nuoto. Dal 1923 la società si è politicamente distinta nella promozione degli sport legati alla montagna e dal 1953 dello sci a livello giovanile, con l'organizzazione di manifestazioni anche di livello internazionale. Di particolare rilievo i risultati conseguiti dei propri atleti nel nuoto, su cui spicca il mondiale nel 2012 di Corò Monica nei 50, 100 e 200 rana e nello sci il campionato provinciale di slalom a squadre 2023. Presidente Cinzia Bonetto, che abbiamo citato prima. Perché è giusto citare queste cose? Ecco, Galli si è fermato, invece lo sport è andato avanti fortunatamente. Cosa dice Presidente Cognonato? È bello sentire anche essere citati, io penso faccia piacere a queste persone. Addirittura anche Venturato Enrico, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquea e campione italiano spinning con eschi artificiali da riva per squadre di società. Voi a casa non sapete niente di queste cose, ma Mirella vi tiene informata. Prego, Presidente. Sì, questa è la punta dell'iceberg di un movimento di grandissimo valore di tante persone che quotidianamente si impegnano per la diffusione della cultura dello sport, per promuovere quelli che sono i valori sociali, etici dello sport e che fanno sì che tutti quei problemi di cui si è parlato, sociali, che vanno da quello che è il disagio giovanile ai problemi dell'obesità per la carenza di attività sportiva e di movimento, siano superati proprio con le opportunità che offrono tutte le società sportive dei territori per far sì che i nostri giovani possano crescere in maniera sana e possano crescere con valori che poi gli serviranno comunque anche nella vita lavorativa e personale, al di là dell'attività sportiva praticata. Avete visto che pesce ha fatto vedere il nostro regista Andrea Basso? No, perché è anche da vedere, guardate cosa abbiamo nei nostri fiumi, guardate quanto bravi sono questi pescatori, che poi l'ha rilasciato, dobbiamo anche dirlo, l'ha rimesso nell'acqua, perciò capite cos'è la passione anche per l'acqua e per la pesca. Abbiamo Adriana, vai Adriana. Buongiorno a tutti, io volevo dire, io ho organizzato per 10 anni corsi di nuoto per i bambini delle scuole elementari fino alle medie e dai 2 anni ai 13-14 anni. Però devo dire prima che il signore ha detto che sono cari, erano cari anche allora perché nel 92 erano molto cari, c'erano bambini magari cioè c'erano famiglie che avevano 3 bambini e tira fuori una cifra, allora noi facevamo contatto con la piscina, con i dirigenti, e quando si faceva il nuoto, perché organizzavo anche il corso estivo tutto il mese completamente, a luglio, e avevamo concordato che ci tirasse via qualche bambino, allora potevamo aggiungerne, mettere qualche buono, cioè nel senso farlo pagare meno la famiglia, così mandava dei suoi bambini, insomma. Non so se mi avete capito. Sì, sì, sei stata molto chiara e ti ringrazio anche perché hai citato delle date. Quello che abbiamo però capito è che siamo andati avanti, ma i soldi mancano sempre. Mancavano una volta e mancavano adesso, però si cerca di andare avanti. Presidente, come ci saluta e che messaggio vuole dare alla politica? Cosa vorrebbe, ecco, che quest'anno si avverasse e che veramente qualcuno si accorgesse dell'importanza anche del nuoto come disciplina sportiva? Prego. Ma dobbiamo solo rimboccarci le maniche tutti e superare tutte quelle che sono gli ostacoli e lavorare così come nella logica del mondo sportivo per affrontare le sfide, per offrire il più possibile servizi alla comunità e far sì che tutti quanti possano avvicinarsi all'attività sportiva, che è un bene prezioso per la salute di tutte le persone di tutte le età. Quindi rimbocchiamoci le maniche, lavoriamo uniti, politici e società sportive e strutture, per far sì che tutti quanti possano svolgere attività sportiva.
Grazie veramente Presidente di essere stato con noi e soprattutto di aver fatto capire l'importanza di questa disciplina sportiva che è il nuoto, lo sport più completo che ci sia e soprattutto per la sicurezza. Guardate che è una cosa fondamentale, non si sa mai nella vita cosa ti può capitare, ma se sai nuotare è già una sicurezza che tu hai per te stesso e anche per gli altri, perché puoi anche aiutare. Grazie veramente Presidente Cognonato. Sentiamo come ci saluta invece Presidente Piave Servizi, Alessandro Bonnet. Prego Presidente. Beh, io ringrazio come sempre per questo servizio, per questo spazio che ci dai Mirella. Invito tutti gli utenti, i cittadini che fanno capo a Piave Servizi a iscriversi ad Acqua Alert, che è il servizio gratuito di messaggistica informativa di Piave Servizi. Quindi basta entrare nel sito, scrivere nome e cognome e la via di riferimento per avere i messaggi puntuali su tutti i disservizi o insomma tutti i messaggi che sono necessari per capire cosa succede nell'acquedotto, e vi lascio con un pensiero ottimista. Quindi ho sentito tanti inviti alla collaborazione, credo che le forze positive del Paese siano tante. Magari se troviamo veramente la collaborazione, la strada che abbiamo davanti sarà sicuramente meno impervia e più ricca di soddisfazione. Grazie Presidente, noi ci lasciamo anche con questo video, per un video veramente importante, servizio Acqua Alert, perché dobbiamo capire cosa c'è nel nostro territorio che funziona. Grazie, chiudiamo con questo video e poi andiamo in pubblicità. Nasce il servizio di messaggistica gratuito di Piave Servizi, Acqua Alert, che ti informa tramite SMS sulle interruzioni della fornitura d'acqua e sui tempi di ripristino. Attivarlo è semplice. Vai sul sito di Piave Servizi e inserisci il tuo numero di cellulare. Piave Servizi, un'azienda al servizio dei cittadini. E vi presento altri graditi ospiti, vediamo se sono collegati. Abbiamo Damiano Gottardello, vice sindaco comune di Vigonza. Buongiorno. Ciao, Gottardello, Mirella. Buongiorno. Ciao Mirella e buongiorno a tutti i telespettatori. È sempre un piacere. Ha sentito cosa è successo ieri nel consorzio Piave? No, non sono aggiornato. Cosa è successo? Che non c'è neanche un leghista, non è stato eletto neanche un leghista. Vabbè, io che sono di Fratelli d'Italia posso dire che sono affranto, ma non sarebbe vero, per cui diciamo che mi dispiace. Cosa sta succedendo secondo lei, Gottardello? A parte perché è da capire, perché era territorio veramente solo ed esclusivamente quasi tutto leghista, qualcosa sta scricchiolando. Ecco, soprattutto io sono dell'idea che è una politica troppo litigiosa, troppo arrabbiata, troppo arrogante. Ecco, la gente comincia a stancarsi, ha bisogno di servizi, di risposte. Siamo partiti con 2025, che non è che le cose vadano così bene per tutti e vorrebbero più risposte. Ecco, secondo lei cosa bisognerebbe fare? Sarebbe il caso invece che la politica dovrebbe capire di unirsi, di dare servizi, basta parole, ma agire? Prego. Beh, intanto Mirella è un piacere ritornare sul tuo programma, perché è una, come si può dire, credo sia uno dei programmi più seguiti e soprattutto più trasparenti nella modalità in cui le persone si pongono in trasmissione. Allora la fermo subito perché abbiamo Italo da Mira, se no mi cade la linea, ma tanto sa come funziona. Meraviglia. Vai Italo. Meraviglia. Pronto, buongiorno a lei Mirella e buongiorno a tutti i suoi ospiti. Io sono un pensionato e mi ha fatto molto piacere aver sentito il signor Codognato, mi sembra. Sì. Che io ho fatto parte per 42 anni della dirigenza della FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, della sezione di Venezia. Ma la pesca non è solo pesca. Negli ultimi anni abbiamo creato un gruppo ricreativo, andiamo dai bambini autistici, andiamo dai bambini portatori di handicap. Ultimamente per la prima volta in Italia siamo riusciti tramite il direttore ad entrare in una casa di riposo. Ma la domanda è semplice: ma cosa siete andati a fare in una casa di riposo? Abbiamo portato un'ora
della nostra, un'ora nostra, nelle case di riposo a far vedere i pesci, i fiumi, le canne di una volta ai pazienti della casa di riposo di Zellarino. Il direttore ne è stato entusiasta. Adesso stiamo allargando a Macchia di Leopardo, ci hanno chiesto a San Donato, ci hanno chiesto a Dolo di poter entrare nelle case di riposo a dire ai pazienti l'attività che facciamo e dimostrare quello che facciamo. Ecco, io volevo congratularmi col signor Codognato con la vostra trasmissione. Ieri volevo intervenire, non sono intervenuto perché altrimenti venivano i carabinieri a prendermi, perché c'erano 2 categorie, mancava la terza là, però di sociale non ne parlano, specialmente i politici parlano solo di soldi, non parlano di sociale. Allora io vorrei sensibilizzare un attimino i politici, parlate del sociale, investite nel sociale, nelle case di riposo per gli anziani che hanno dato il loro sangue, la loro vita per la patria. Scusatemi, sono emozionato. Caro il nostro Ito, io lo dico tutte le mattine, ecco che forse se siamo diventati così grandi, belli e bravi è merito di queste persone, questi diversamente giovani come li chiamo io, che poi non li ascoltiamo, ecco, non riusciamo a dare loro ascolto, quello che invece fa il mondo del volontariato, almeno quello che può, perché hanno diviso anche là, non so cosa dobbiamo pagare per fare i volontari. Gottardello, qua anche la politica deve dare risposta, il volontariato deve girare col commercialista, il 5 per 1000 che arriva il 27 di dicembre, quando è passato già Natale, i saldi in saccoccia li hanno da tanto e sono soldi nostri che vanno alle associazioni che meritorie. Prego Gottardello, la politica e il sociale, Forza Italia. La politica e il sociale, innanzitutto il concetto di essere vecchio o giovane sta non nell'età anagrafica ma nell'entusiasmo che le persone si portano dentro. A volte vedo dei ragazzi che hanno 20 anni e sono già stanchi di tutto, cioè nel senso che senza sogni, senza visione, e vedo persone che ormai sono in là con l'anagrafe, che continuano a sognare e continuano a trascinare le persone da parte, perché se tu non hai una visione, un sogno e una sensibilità che coltivi tutti i giorni, non puoi trascinare chi sta attorno a te. Il sociale è fatto anche e soprattutto di trasmissione di sensibilità rispetto a ciò che tu vuoi trasmettere, cioè, mi spiego meglio, nel senso che spesso le persone hanno bisogno di una parola di conforto, dopodiché c'è anche, come si può dire, il sostegno finanziario, e quello per carità, cioè, non ce ne toglie, se non ce ne sono, non ce ne sono, ma prima di tutto c'è la modalità con cui tu ti poni, senza giudizio, senza critica, sono qua per ascoltarti, e questa è una cosa che manca soprattutto, e qua mi aggancio alla politica. Oggi la politica purtroppo è autoreferenziale, cioè spesso i politici non vedono l'ora che tu finisca di parlare, quindi non ti ascoltano, per parlarci sopra e dimostrare che hanno qualcosa da dire e che loro sono più importanti di te. In realtà il politico non è nient'altro, non dovrebbe essere nient'altro che un rappresentante di chi lo ha votato. Purtroppo oggi si è persa questa, è un patrimonio che apparteneva al passato, in cui chi gestiva i soldi del pubblico, pur di non sprecarli, ci metteva qualcosa di suo, cioè siamo in là nel tempo. Oggi l'abbiamo visto con il super bonus, l'abbiamo visto con tante modalità con cui i soldi sono stati sprecati e dati a chi non ne aveva bisogno, perché, e qua non voglio far polemica, ma torno sempre a quei 150 miliardi di super bonus che sono andati a chi aveva le seconde case, a chi nella maggior parte dei casi poteva tranquillamente farsi, come si può dire, la sua ristrutturazione. Con 150 miliardi avremmo potuto fare 1000 nuovi ospedali, avremmo potuto, e usiamo sempre il condizionale, ridurre le liste d'attesa, avremmo potuto creare un sistema di sanità e di sociale, come si può dire, nuovo, perché sono un fiume di soldi, e avremmo potuto veramente andare incontro alle categorie che sono più in difficoltà, perché chi ha i soldi si può fare la ristrutturazione della casa con i soldi suoi e si può fare anche il leasing privato
come fanno normalmente, per cui è stato un doppio errore. Abbiamo tolto soldi alla comunità per darli a chi non aveva bisogno e abbiamo soprattutto tolto risorse a un mondo che in questo momento è in grave sofferenza, è il mondo di chi oggi è nella fascia, chiamiamola, non dico di povertà, ma prima aveva la possibilità di arrivare a fine del mese e oggi non ce l'ha più, e che per curarsi si deve indebitare, qualche volta deve addirittura vendere la casa. Questo è l'errore della politica che è stato fatto negli ultimi anni. Non voglio dire che nel passato era meglio, perché il concetto di politica è sempre stato associato a politica si ruba. Ci sono stati e ci sono ancora oggi dei politici che sono, come si può dire, illuminati, hanno attenzione verso le sensibilità e le esigenze delle persone che sono in difficoltà, ma sono sempre meno. E qua torniamo al discorso se ci fa un fatto elenco, Gottardello, saremmo anche contenti noi di sapere se lei li conosce, perché così li invito, Gottardello, se lei ha questo elenco me lo mandi, che io li invito tutti. Ma assolutamente, perché magari veramente poi, dobbiamo anche capire cosa c'è di politica buona nel nostro territorio. Gottardello, e non necessariamente perché sennò il tempo è tiranno e devo fare tante domande con gli ospiti. Abbiamo saluto veramente Luca Pezzullo, presidente Ordine Psicologi del Veneto. Grazie dottor Pezzullo, sono veramente contenta di averla ospite, è un pezzo che non ci vediamo e mi fa molto piacere, anche perché volevo assolutamente parlare con lei, perché io sono stanca che pochi ragazzi, abbiano preso così tanta visibilità, si sentono negli eroi nel male, non nel bene, e noi dobbiamo agire con questi ragazzi. Quelli bravi li conosciamo, sono tantissimi, sono bravi, però da un test che ho sentito, dottor Pezzullo, che hanno fatto, è uscito proprio un racconto raccapricciante. I ragazzi hanno paura di uscire di casa, quelli bravi, per paura di incontrare questi, per paura che questi ragazzi facciano loro del male. Sono dei numeri veramente importanti, me l'ha detto un addetto ai lavori, ma soprattutto vorrei sentire cosa ne pensa di quello che ha detto Paolo Crepette, quei ragazzi violenti figli della velocità. Bisogna far crescere nuovi educatori. Guardare, riflettere e scrivere è materia per un mondo lento, lontano da questa generazione. La famiglia come ente formatore perde progressivamente di ruolo nella furia del presente. Prego, dottor Pezzullo. Buondì e grazie dell'invito, ben ritrovata. Il tema è cruciale effettivamente. Noi in questo momento ci troviamo davanti a una situazione sociale in cui effettivamente molti, i giovani e gli adulti, si interrogano rispetto a queste notizie di cronaca che vediamo, che sentiamo frequentemente. Come è stato giustamente detto adesso, un albero che cade fa più rumore di 1000 alberi che crescono, perché è vero che c'è un tessuto sociale anche giovanile, adolescenziale, di giovani adulti che sono responsabili, che sono seri, che sono attenti, che si impegnano nel sociale, e di questo dobbiamo anche parlare il più possibile per valorizzarlo e riconoscerlo. Al contempo è vero, e questa riflessione è condivisibile, è che abbiamo bisogno di pensare a cosa facciamo invece per cercare di prevenire, intervenire sul disagio sociale che a volte porta poi alcuni giovani a comportamenti che possono essere devianti, che possono essere ritenuti appunto socialmente poco utili e funzionali. E questa è una domanda che ci dobbiamo porre tutti, ragazzi e adulti chiaramente, quindi gli educatori. E qui abbiamo una serie di criticità, perché deve diventare un gioco di squadra la prevenzione del disagio. Guardate, la violenza tra i giovani, tra i ragazzi è quasi sempre di solito figlia di un disagio che non è riconosciuto e intercettato per tempo, che può derivare dal ragazzo, dal contesto familiare, dal contesto sociale, dalle opportunità del territorio, e quindi serve un gioco di squadra tra genitori, famiglie, educatori, scuola, sistema sociale, sportivo, enti locali. Tutto il sistema si deve mettere in squadra per poter prevenire questo disagio ed evitare che appunto poi si trascimi, si trasformi in qualcosa di diverso. La riflessione del tempo della lentezza, del tempo della velocità, è una riflessione che sicuramente ha un suo perché. Noi ci troviamo in un momento in cui a volte gli stessi adulti, educatori, genitori hanno difficoltà a interpretare il mondo, tra virgolette, della velocità dei giovani, a intercettare queste forme di disagio, e quindi c'è questo piccolo sfaldamento, questa piccola rottura, diciamo così,
numerosi del tessuto sociale. Dobbiamo trovare il modo di riportare un'attenzione educativa, psicologica, di rete anche nei contenitori che sono la scuola, che sono il mondo dello sport, che sono il mondo del volontariato, su cui portare maggiore attenzione su questo. Ecco, diciamo che una goccia di prevenzione ci fa risparmiare molte più costi sociali, umani, personali a valle. Dottor Pezzullo, non pensa, io lo dico molte volte, che forse questi ragazzi, per averli anche nel mondo del volontariato, perché mancano, non li abbiamo, io ho tutte le associazioni di volontariati e tutti quanti sono alla ricerca di giovani, non ci sono, ma anche nello sport succede questo, per fortuna che abbiamo dei bravi educatori, per fortuna che almeno dalla quinta elementare si riesce a fare queste discipline sportive, chi vuole e chi riesce anche a farle. Non le sembra che bisognerebbe accelerare da parte della politica e investire di più sul benessere dei ragazzi? Ecco, è inutile che io dico sempre, io sono andata negli istituti scolastici, dottor Pezzullo, e non è che li intrighi più di tanto nel 2023, nel 2022, ormai si sono stancati di sta letterina, sta manfrina, siamo questi, facciamo questo, siamo belli, bravi e buoni. Sono loro che vogliono essere i protagonisti, sono loro che vogliono fare, magari sbagliando, cadere, ma poi anche per rialzarsi. Il problema è che non cadono perché non li coinvolgiamo. Non c'è nessuno, se qualcuno cade, che prenda per mano e lo riporti nella strada giusta, e questo fa molto male. I centri estivi che dovrebbero essere fatti proprio da quei bulletti, loro, dai più grandi, che hanno sbagliato e che devono capire che ci sono delle regole da insegnare anche a quelli più bravi. Loro metterli protagonisti. Vediamo come funziona. Io non penso che siano così cattivi, perché, guardi, dottor Pezzullo, io ho la fortuna anche di parlare con questi ragazzi, poi li prendi a uno, sono neve al sole che si scioglie. Proprio ecco, lei sorride perché sa quello che dico, e forse come me in prima linea con questi ragazzi. Il problema è che dobbiamo investire, dottor Pezzullo, dobbiamo investire sulla famiglia. Io ho il banco solidale, ieri è una tragedia, devo dare perfino il pellet, non hanno i soldi per scaldarsi, anzi pregherei la provincia di lasciare entrare le macchine di queste povere persone per prendere questi sacchi, quelli che riescono ad arrivare, perché è una tragedia anche là. Ecco, le fragilità, come aiutare le fragilità in un momento che stanno crescendo? Io anche ieri vedo questi bambini, sono molto tristi, dottor Pezzullo, perché vivono situazioni familiari veramente desolanti. Un bambino capisce che in famiglia c'è qualcosa che non va e sono tristi, e ho pensato veramente di iscriverli a qualche disciplina sportiva, cercare di far tornare un po' il sorriso, non hanno più voglia di niente. Per fortuna che è arrivata la Befana, dottor Pezzullo, e fortunatamente li ho visti sorridere, perché sono bambini che giocano ancora con i giochi, hanno piacere di giocare. Prego, dottor Pezzullo. Credo che questo sia proprio il punto fondamentale, cioè noi abbiamo bisogno di uscire da una logica in cui chi fa l'atto deviante, diciamo così, è cattivo senza speranza, perché è una risposta consolatoria che ci permette di non pensare anche alle nostre responsabilità come società, che magari non ha messo in atto quelle azioni che avrebbero prevenuto, gestito, evitato queste situazioni, o che non si mettono in un'ottica di recupero di quelle che sono le possibilità invece di sviluppo della vita, della linea biografica di questi ragazzi. Quello che è stato detto adesso, cioè dell'attenzione alle famiglie, del supporto alle famiglie, è fondamentale. Noi dobbiamo supportare chi supporta, e molti genitori sono in difficoltà in certe situazioni di marginalità sociale, di povertà, di difficoltà personali. Su questo abbiamo bisogno sicuramente di investimenti molto importanti sulle famiglie fragili, perché poi quello che noi investiamo, guardi, ci sono degli studi interessantissimi che ci mostrano che €1 in prevenzione psicologica e sociale, investito €1 in prevenzione, ne fa risparmiare alla società negli anni successivi dai 4 ai 10 in media, in termini di spese sociali, sanitarie, giudiziarie, di forze dell'ordine, economiche di varia natura. Allora, quando si dice non abbiamo soldi per investire sul sociale, sulle famiglie, sul benessere psicologico dei ragazzi, sull'educazione, a me viene da dire, se non abbiamo €1 da spendere adesso, vuol dire che siamo sicuri che ne dobbiamo spendere 4 o 10 fra pochi anni, e quei 4 o 10 sarà ancora più difficile averli. E quindi dobbiamo avere un pensiero strategico. Il tema dello sport, ad esempio, è centrale. Cito questo perché è proprio una cosa recente. Noi abbiamo avviato come Ordine degli Psicologi un accordo con il CONI Veneto, che ha 12.000
allenatori in tutto il Veneto, 12.000 allenatori che sono a contatto tutti i giorni con migliaia, decine, centinaia di migliaia di ragazzi, e quella è un'occasione educativa fantastica di coinvolgimento, di trasmissione di valori, di regole, di stare insieme, di lavoro di gruppo. Allora abbiamo fatto una convenzione proprio per cercare di portare un'attenzione psicologica anche nella formazione degli allenatori, in modo tale che questo possa andare a cascata su tutte le centinaia di migliaia di ragazzi che frequentano queste occasioni sportive, perché ricordiamoci che lo sport non è solo attività fisica, ma anche educazione sociale, anche benessere psicologico, anche crescita personale, e quindi dobbiamo investire su questo, dobbiamo investire sull'intercettare il disagio nelle scuole. A volte anche gli educatori sono un po' disorientati. Come ordine di psicologi abbiamo una serie di attività con l'ufficio scolastico regionale proprio per cercare di portare un po' più di attenzione psicologica in alcuni contesti, perché pensiamo che è una cosa incredibile: l'Italia è l'unico paese europeo che non ha la psicologia scolastica. In tutta Europa, in tutti i paesi, anche i più piccoli, quelli con un'economia molto più piccola della nostra, c'è la psicologia scolastica. L'Italia è l'unico paese che non ha un servizio strutturale di psicologia scolastica, che sarebbe fondamentale per intercettare fin da piccoli situazioni di disagio personale o familiare che potrebbero ricevere un aiuto immediato, un riconoscimento immediato, un aggancio ai servizi, un supporto ai ragazzi e ai genitori. Ecco, noi abbiamo bisogno proprio di iniziare a pensare che le giovani generazioni sono un tesoro fondamentale, sono l'asset strategico di questo paese, e se non investiamo per farli crescere, supportarli in un percorso non sempre semplice, allora stiamo perdendo tutti insieme come società, e questo è un problema che non ci possiamo permettere di perdere. Ecco, avete capito perché ci tenevo tanto ad avere ospite il dottor Luca Pezzullo, presidente Ordine Psicologi del Veneto, ecco perché ha parlato molto chiaro. Sappiamo quello che avremmo bisogno per avere queste piantine che nascano belle dritte, abbiamo la possibilità di farlo, però bisogna investire. Damiano Gottardello, in Europa c'è, noi non ci siamo, come mai? Noi non ci siamo mai da nessuna parte, siamo i più bravi, i più creativi del mondo, tutti ci invidiano questa creatività, però poi non abbiamo le forze per portare veramente a termine quello che è il benessere della comunità. Prego. Guarda Mirella, ho ascoltato con come si può dire, estrema attenzione, e in più mi sono preso appunti sull'intervento del dottor Pezzolli, perché mi vede assolutamente... Pezzullo. E mi permetto già di chiedere al dottor Pezzullo se poi lo chiamerò, diciamo, finita la trasmissione, se la Mirella mi dà il suo numero vorrei parlarci, perché io sto facendo un percorso qua a Vigonza, cioè nel senso che oltre ad avere la delega vice sindaco e tutta una serie di altre cose, ho anche la delega alla scuola. Allora, e per finire, fra le tante mie deleghe, ho anche una delega che è educazione alla poesia. Quando ho presentato queste deleghe, molti colleghi hanno sorriso. L'educazione alla poesia oggi è una cosa vecchia, è inutile. Sì, ho detto, però l'educazione alla poesia, visto che sono anche assessore al Made in Italy, è ciò che permette ai ragazzi di essere gli uomini del domani, e con quella creatività e quella sensibilità che permetterà all'Italia di continuare a stare sul panorama mondiale come simbolo di bellezza, di creatività e di italianità come modo di vivere e modo di percepire anche le relazioni sociali. L'Italia è un paese in cui il volontariato è sviluppato, ce lo invidiano, ecco, questo ce lo invidiano a livello mondiale, la solidarietà che esiste in Italia. Allora, io ho avviato un progetto che comunque era già stato abbozzato, che si chiama Comunità Educante, e all'interno di questo contenitore che serve ad accompagnare i ragazzi delle scuole a diventare grandi, ci sono alcuni progetti di cui uno si chiama Campioni si diventa. Nel senso che una volta al mese invitiamo tutti gli studenti a partecipare a un incontro sulla falsariga di quello che era che aveva creato Maurizio Costanzo, in cui c'è un campione dello sport, un campione, c'è qualcuno, un imprenditore che ha realizzato il suo sogno, anche dei, come si può dire, delle persone che sono diventate attori famosi. L'altro giorno avevamo avuto Marco e Pippo ed è stato un pienone, cioè che dietro a un successo c'è un percorso di sacrificio, di impegno, di come si può dire, di visione del futuro e soprattutto di regole e di rispetto per ciò
ciò che ti sta attorno e per le persone che ti accompagnano. Ed è una cosa che sta funzionando e sta riscuotendo moltissimo interesse. E nell'ambito di quello che è verissimo, dottor Pezzullo, che manca uno psicologo a scuola. Questa è una carenza che ho rilevato anch'io. E abbiamo pensato di inserire adesso come percorso a fianco della scuola chiamiamoli dei percorsi in cui invitiamo, a seconda poi delle fasce di età, i genitori a partecipare, come si può dire, a delle relazioni con dei psicologi innovativi. Adesso fra qualche mese partirà un percorso per accompagnare i genitori a insegnare ai figli a dormire, utilizzando dei psicologi di una nuova laurea che è stata fatta a Roma in psicologia per il sonno, e quindi spiegare perché si fa fatica a dormire, perché cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare, i pensieri che bisogna fare, che poi ovviamente non è che pretendiamo di risolvere, però diamo la possibilità a queste famiglie di capire che ci sono delle soluzioni, perché purtroppo le famiglie sono sole oggi. Sentiamo anche come commenta il dottor Pezzullo questo lungo elenco che ha fatto il nostro Damiano Gortardello, vice sindaco al comune di Vigonza, che però ha la sensibilità di capire che bisogna agire, bisogna fare qualcosa. È inutile parlarci tra di noi dobbiamo agire con i ragazzi, prego, e con le famiglie. Assolutamente sì, molto volentieri, se poi la regia può dargli il mio numero, molto volentieri per sentirci, per una riflessione insieme, ma assolutamente. E mi fa molto piacere perché so che ci sono molti amministratori, in questi anni all'ordine noi abbiamo parlato con molti amministratori locali che ci riportano proprio questo, che hanno una sensibilità importante a questi temi, che li sentono, che si sentono la responsabilità di prendersi cura della propria comunità e che a volte dei giovani della comunità e delle famiglie che a volte però si scontrano contro i limiti del contesto, i limiti dei finanziamenti, i limiti delle risorse disponibili, però la sensibilità c'è e quello fa alla fine in molti casi una differenza importante. Progetti come quelli che sono stati descritti sono progetti che permettono di mettere insieme i genitori che a volte si sentono soli, isolati, che pensano che i loro problemi ce li hanno solo loro, non hanno possibilità o sanno come trovare aiuto per questi, quindi metterli insieme e fornire proattivamente delle risposte diventa fondamentale. Fare gioco di squadra tra il sistema scolastico, tra il sistema degli enti locali, i sistemi professionali è l'unico modo in cui possiamo uscire insieme da questa situazione. Noi italiani siamo molto bravi a volte negli sport individuali, ci dimentichiamo che però siamo e dobbiamo essere molto bravi negli sport di squadra, e quello della risposta al disagio giovanile è lo sport di squadra per eccellenza. E attenzione, rispondere al disagio giovanile ci aiuta anche ad aiutare le famiglie e viceversa. Anche qui è un sistema in cui ogni parte si tiene con l'altra. Il disagio del ragazzo ricade sulla famiglia e viceversa, quello della famiglia sul ragazzo, e quindi dobbiamo avere una visione d'insieme e prenderci cura di chi si prende cura all'interno delle relazioni familiari. Però, dottor Pezzullo, io volevo anche dirle, è vero che dobbiamo attenzionare anche questi ragazzi, però dobbiamo attenzionare anche i diversamente giovani, quelli magari che non hanno la fortuna di avere quell'ascolto. Pregherei di far vedere le immagini, perché sono immagini molto forti che ho provato, che abbiamo provato tutti noi, di questa diversamente giovane di 90 anni, il dottor Pezzullo, che è arrivata qui a Media Nord-Est, prima con la bicicletta alla fermata della Corriera, poi ha preso la Corriera ed è venuta a trovarmi, stavo entrando in trasmissione, perché aveva bisogno di ascolto, ed è arrivata con un panettone. Non è venuta a chiedere aiuto economico, è venuta a chiedere ascolto. Ed è un paese anche vicino, un paese dove qualcuno parla e c'è tutto, non c'è bisogno di niente. Forse non riusciamo a capire che forse c'è un bisogno di ascolto maggiore anche di queste persone, perché non riescono ad operare questa nuova tecnologia, però sono persone ancora vive, che hanno piacere di conoscere. La sta guardando, dottor Pezzullo, ci sta guardando questa nonna, perché non perde una puntata di Sveglia Veneti, che ha avuto il coraggio di dire: ma io esisto, ascoltatemi, cosa me ne faccio di un figlio o di una nipote che se viene a trovarmi mangia e poi scappa, non mi dice una parola, possono stare anche a casa, io sono curiosa.
Vede, dottor Pezzullo, che manca anche l'ascolto anche per loro, e loro sono ancora più fragili, perché non hanno una vita ancora da aspettare che qualcuno intervenga per dare loro quello che è un loro diritto. Loro hanno sofferto, hanno visto le guerre, hanno sofferto la miseria, non la povertà, che è un'altra cosa, eppure hanno ancora il coraggio di dire io esisto. Abbiamo i centenari delle volte che noi facciamo le interviste meravigliose. Dottor Pezzullo, non dovremmo anche pensare a queste figure? Assolutamente sì, e questa è l'altra grande emergenza. Mi fa molto piacere che siano focalizzate insieme, in un certo senso accanto, veramente qui c'è una sensibilità molto importante. Noi abbiamo un tema che è quello degli anziani, che a volte gli anziani terza, quarta età, che in tutta Italia, un po' in tutto il mondo occidentale, vengono a volte considerati come dire, un vuoto a perdere. Uso un'espressione molto brutta, ma perché a volte è così. Come dire, hai fatto il tuo percorso di vita, le risorse sono poche per prendersi cura di te e per darti alternative. Ma questo non va bene sia perché noi siamo un mondo in cui in realtà la percentuale di persone anziane rispetto alla popolazione generale è destinata ad aumentare molto, la cosiddetta inversione della piramide demografica, e se ci pensiamo è un fatto che stiamo vedendo nelle nostre vite. 1 o 2 generazioni fa, io dico sempre, mio nonno aveva 10 fratelli, mio padre ne aveva 3 e io sono figlio unico, mio figlio è figlio unico, e man mano che andiamo avanti aumentano gli anziani perché la vita media si allunga, ma diminuiscono le reti sociali laterali, cioè ci sono sempre meno cugini, zii, sorelle, fratelli, che sono le persone che ti accompagnano nella vita e che ti sostengono nelle fasi più avanzate. E quindi abbiamo molti più anziani e molti più anziani soli e con meno base economica e sociale di welfare per sostenerli. Questa è una grande emergenza, questa della solitudine dell'anziano e della scarsità di risorse per prendersi cura degli anziani. Ma però, dottor Pezzullo, possibile che non riusciamo a fare come una volta questi ragazzi, anche se non hanno dei nonni, portare loro a insegnare a queste figure che sono i loro nonni alla fine? Perché poi io vedo, dottor Pezzullo, quando entro anche nelle RSA, che quando questi ragazzi delle scuole entrano una volta all'anno, vabbè, non importa, però la prima cosa che fanno, accarezzano. Ecco, il tatto, il contatto. E questo nonno, questa nonna sorride e con questi occhi che li guardano sono occhi indulgenti, occhi buoni. I ragazzi lo sentono e la prima cosa che fanno è toccare il tatto, ma questo lo fanno anche con le fragilità. Quando noi mettiamo davanti un fragile a questi ragazzi, la prima cosa lo toccano, lo accarezzano. Quanto importante è il contatto, il tatto, dottor Pezzullo? È fondamentale, è uno dei veicoli emotivi più importanti che noi abbiamo. Le relazioni passano anche molto tramite questa fisicità che a volte abbiamo un po' perso, vediamo il Covid, il post-Covid, però questo è fondamentale, veicola una relazione. E queste dinamiche sono molto interessanti, queste che sono state evidenziate. Ci sono alcune, ad esempio RSA o alcuni istituti, mi viene in mente l'ISRA di Treviso, ma anche altri, che attivano proprio dei programmi per mettere insieme, far vivere insieme una serie di esperienze, di eventi, di iniziative giovani, ragazzi e anziani, con un arricchimento reciproco che diventa importante e fondamentale da un lato e dall'altro, perché è qualcosa che è utile e che serve. Io mi ricordo sempre, nella vita mi sono occupato principalmente di psicologia dell'emergenza e mi ricordo di questi episodi quando eravamo nelle tendopoli dell'Abruzzo, dopo il terremoto del 2009, in cui c'erano tutte queste centinaia di residenti nelle tende e c'era da gestire i bambini e gli anziani. E a un certo punto si è detto, ma scusate, non dobbiamo fare un programma per i bambini e un programma per gli anziani, mettiamoli insieme, perché è la risorsa più importante che aiuta sia i bambini che gli anziani a stare bene insieme. I bambini stanno con i nonni stanno con i bambini, ciascuno si sente valorizzato e ciascuno trova un ruolo di trasmissione e valorizzazione all'interno della comunità e la comunità diventa comunità con la C maiuscola. E quindi tutti i programmi poi sono andati in quella direzione di tentare di integrare meglio tra le generazioni. Ecco, questa è una dimensione che ci siamo un po' persi, la separazione tra le generazioni, che invece fino a 1 o 2 generazioni fa appunto non c'era. È un elemento di benessere non solo sociale o economico ma anche psicologico e questo ce lo dobbiamo ricordare. Pensare che gli anziani siano qualcosa di separato dal resto del corpo sociale è un errore drammatico, quasi simmetrico a quello di pensare che i ragazzi con difficoltà devono starsene per i fatti loro e amen, croce sopra. Sono 2 errori tragici che non ci possiamo permettere come società e collettività. Mi fa molto piacere avere anche Damiano Gottardello, vice sindaco comune di Vigonza, anche perché è un
un politico di lungo corso, è un politico che il suo partito è nel governo e si parlava di investimenti. Forse anche lei, Gottardello, può dare la sveglia ai nostri senatori che abbiamo onorevoli, visto che li paghiamo noi, perché sono pagati da noi, forse di ascoltarci di più, perché il dottor Pezzullo ha detto una cosa importante: bisogna mettere assieme il bambino, il ragazzo con il nonno, il diversamente giovane. Eppure noi negli asili abbiamo solo bambini, pochi asili all'interno magari anche di strutture dove ci sono queste persone. Pensate quanti bambini che non hanno la fortuna di avere più i nonni magari, o nonni che non hanno più i nipoti. Metterli assieme, cercare di condividere l'esperienza, ecco, con la nuova crescita. Ma io non vedo che ci sia, eppure basta copiare in altri paesi d'Europa, qualcosa c'è anche qua ma molto poco. Ma perché la politica non ascolta e non copia quello che è di buono? Possiamo mica copiare i ponti, i ipermercati e tutte quelle cose là, dobbiamo anche copiare qualcosa di utile per la società e la comunità. Gottardello, o sbaglio? Prego. Guardi, c'è una favola africana che racconta di un grande incendio nella foresta e gli animali cominciano a scappare tutti, visto che stiamo parlando di incendio a Los Angeles, e a un certo punto questo incendio diventa sempre più grande e alla fine anche il leone, che era il capo, il re assoluto della foresta, prende e se ne va. E mentre esce dalla foresta in fiamme trova un colibrì con una goccia di acqua nel becco, e il leone gli fa scusa, che va in senso inverso verso l'incendio, e gli dice: scusa, ma tu dove stai andando? Io sto facendo la mia parte. Allora, non è che mi sento come un colibrì, ma noi nel nostro piccolo, la nostra goccia d'acqua a Vigonza stiamo cercando di portarla. Con la comunità educante sono inseriti degli spettacoli in cui i ragazzi si portano a teatro i nonni. Nel senso che vivono un'esperienza assieme che gli permette di sentirsi, come si può dire, facente parte della comunità. Quindi non il nonno separato, non il ragazzo separato, ma un'appartenenza di una comunità. È una replica, mettiamola così, in forma molto, permettetemi, tra virgolette, di quello che succede nella comunità dei Maori, in cui gli anziani è una tribù, diciamo, dall'altra parte del mondo, della Nuova Zelanda, in cui gli anziani trasferiscono ai ragazzi la loro conoscenza, e questo avviene anche spesso in Giappone, in cui dei tempi vengono costruiti dai giovani, poi ricostruiti con i ricordi degli anziani. In giro per il mondo ci sono un sacco di cose interessanti. Noi, come si può dire, stiamo cercando con la nostra piccolissima goccia d'acqua di trasferire questa modalità di relazione, andando contro un mondo oggi perché come si può dire, si lasciano da parte un po' gli anziani, perché è giusto, come si può dire, chiamarli con il loro nome, ma non perché sono vecchi, perché hanno un'esperienza. Anziano vuol dire una persona che ha maturato nella vita cose importanti da poter condividere e da poter raccontare. Allora, se voi andate nei social, cosa che oggi, come si può dire, ogni ragazzo, ogni bambino guarda costantemente dalla mattina alla sera, vedete solo persone giovani, vincenti, fighe, in posti bellissimi in vacanza. Sono dei modelli che non esistono. Nei social non ci sono persone anziane, ci sono solo persone che non fanno niente dalla mattina alla sera, eppure vivono, come si può dire, in paesi e in situazioni meravigliose. Tutti bellissimi, tutti, diciamo, che alla fine propongono modelli che non esistono. È una cosa assurda. C'è un pensiero che dice: se noi volessimo essere soltanto felici, questo lo potremmo fare, ma purtroppo, pensando che gli altri siano più felici di ciò che in realtà sono, la nostra felicità è tutt'altro che semplice. E allora andiamo a vedere anche aspetto. questo servizio molto importante, questo disagio psicologico. Andiamo a Treviso. Il disagio più importante che noto in questi ultimi anni è il
disagio di matrice psicologica, c'è un disagio psichico molto marcato che è aumentato in questi anni. Un disagio psicologico crescente che ha un risvolto non solo sanitario ma anche sociale. Arriva a margine della presentazione del progetto Lo sviluppo della filiera sostenibile dei tappi in sughero, che vede coinvolte realtà associative, Contarina, Confindustria e il carcere di Treviso, il commento del direttore, che non nasconde come negli ultimi anni all'istituto penitenziario facciano accesso sempre più persone con evidenti disagi di natura psicosociale. Veramente tangibile, si vede, e probabilmente è lo specchio di quello che succede fuori. Alla fine il carcere non è una entità slegata dal resto della società. Carcere di Treviso che versa nelle stesse condizioni degli altri istituti penitenziari italiani. Pessima qualità degli spazi e un sovraffollamento difficile da gestire. Sono oltre 230 le persone attualmente detenute a fronte di una capienza di sole 130. Torna dunque il tema del trasferimento dell'istituto di pena minorile, edificio adiacente al carcere, che dovrebbe chiudere e spostarsi a Rovigo. Auspico che, essendo il carcere minorile sostanzialmente un appendice edilizia della casa circondariale, una volta che i minori siano stati trasferiti possiamo espanderci su questo pezzo di edificio che permetterebbe di dare un po' di ossigeno. Ampliare il carcere permetterebbe quindi di attenuare il sovraffollamento e dare vita a nuovi spazi dove gestire meglio le attività educative e lavorative, agendo anche su quel disagio psicologico crescente che porta le persone a commettere reati e a dover scontare pene negli istituti penitenziari. La faccia nascosta della luna, no, noi vediamo sempre la faccia illuminata dal sole, ma appartiene alla luna, cioè è quello che si vede da una parte sussiste anche dall'altra. Allora, dottor Pezzullo, io sono dell'idea che tutti questi ragazzini in questi carceri minorili proprio non dovrebbero esserci. Ecco, ci dovrebbero essere delle strutture e soprattutto un'educazione anche con la cultura, soprattutto con la cultura, con lo sport. Questi ragazzi, ecco, devono capire anche l'importanza di lavorare, di fare fatica, ma non è che risolviamo il problema mettendoli a raccogliere i pomodori o dando la borsa della spesa o portando a spasso la nonnina, che poi trovano il ragazzo da una parte e la nonnina dall'altra. Eppure non si vuole intervenire e abbiamo le cose per poter migliorare anche il loro percorso educativo. Ma non si impiegano, perché? Perché siamo divisi, non ci conosciamo neppure tra associazioni di volontariato, tutti facciamo tutto, poi troviamo l'anziano solo, come ha detto lei, abbandonato, il ragazzo per strada che si annoia e fa atti di vandalismo, e poi dove lo mettiamo? Lo mettiamo nelle strutture, ma se poi non c'è il dopo struttura nel momento che escono e noi li prendiamo, cosa facciamo? Possibile che si riesca a cambiare, dottor Pezzullo, queste regole che ormai, come si diceva prima, ecco, sono lente, i ragazzi sono rock, sono veloci, non si può andare lento con loro, bisogna stimolarli, bisogna intrigarli, bisogna fargli fare fatica, ma non una volta all'anno. Prego, dottor Pezzullo. Sì, questo è un altro tema delicatissimo, quello appunto tra l'altro dell'ambiente carcerario e quindi l'ambiente penitenziario minorile, in cui ci sono dei programmi che cercano di enfatizzare la dimensione educativa, ma come è stato giustamente detto l'importante sarebbe evitare di arrivare lì, anche perché poi appunto il disagio psicologico in un contesto penitenziario diventa ancora molto più ampio e anche lì, ahimè, ci sono scarse risorse purtroppo per affrontarlo, nonostante la buona volontà di molti direttori, di molti agenti eccetera, mancano anche lì le risorse. Il tema però è proprio questo, è quello che secondo me è emerso un po' da queste riflessioni stamattina, la necessità di pensare che noi non possiamo permetterci come società questo tipo di dimensioni, perché una situazione di devianza sociale giovanile poi impatta sulla linea di vita del ragazzo e della sua famiglia anche per tutti gli anni successivi. Noi dobbiamo costruire alternative credibili, alternative viabili, concrete, e queste alternative che devono essere facilmente accessibili, supportive, che devono essere interessanti per il ragazzo e realizzabili, sono un investimento strategico sul nostro futuro come società, e questa è una dimensione che non possiamo passare in secondo piano. Se c'è €1 da investire in un piano di prevenzione sociale o di interventi sulla salute emotiva e sociale della comunità e €1 da investire su altro, in questo momento credo che sia importante focalizzare
nei limiti del possibile, ma cercando di fare qualcosa di impossibile a volte su questa prevenzione, perché non è solo una prevenzione di un disagio economico, sociale, ma alla fine va a impattare su quelli che sono i nostri benesseri psicologici, i nostri percorsi di vita, della persona su cui si fa l'intervento e di tutti quelli che gli stanno intorno. E allora quindi diventa un modo di prendersi cura di noi come società, che è forse l'obiettivo più alto di ogni società. E adesso andiamo a Vigonza, andiamo a vedere questa centenaria e poi commentiamo con Damiano Gottardello, il vice sindaco di Vigonza. Una festa a sorpresa a cui ha partecipato anche il sindaco di Vigonza, quella organizzata dalla famiglia di Maria Righetto per il taglio di un traguardo straordinario, i 100 anni di vita. Residente a Pionca di Vigonza, la signora Maria è ancora in buona salute. Per lei un omaggio floreale da parte del primo cittadino e gli auguri di tutta la comunità, a cui si aggiungono anche quelli della nostra redazione. Avete visto quello che vi ho detto io, lo sguardo, gli occhi? Gottardello, dobbiamo portargli un mazzo di fiori, dobbiamo portarle veramente macchine piene di fiori a queste meravigliose persone che nonostante tante difficoltà hanno ancora voglia di sorridere, ma perché ci sono anche delle famiglie che li ascoltano. Prego Gottardello. Gottardello, si è bloccato? Si è bloccato, allora andiamo dal dottor Pezzullo. Pezzullo, abbiamo visto questi occhi, questo sguardo incantato, prego. Assolutamente, ma questa è una delle cose secondo me più belle e più importanti, la possibilità di valorizzare questi percorsi. E giustamente qualcuno dice portiamo i fiori, il fiore è bello, sì, ma deve essere proprio una celebrazione, è importante, ma è una celebrazione che deve generare anche qualcosa. Io ogni volta che passo per vari motivi, sia personali che familiari che lavorativi, ho passato un po' di tempo nelle RSA, nelle case di riposo, negli istituti per anziani, e una cosa che mi ha sempre colpito è il numero di storie non raccontate che ci sono lì dentro, perché ogni anziano porta con sé tutte le sue storie di vita, le sue esperienze, le sue visioni del mondo diverse a ogni modo, ma diventano un enorme tesoro di storie ed esperienze che rimangono inascoltate, come i libri non aperti, che rimangono poi a fare polvere. Questa è un'immagine molto triste. Allora ogni istituto, ogni iniziativa, ogni evento, ogni rete sociale o collaborazione interistituzionale che vada invece a valorizzare, non solo è utile per gli altri far raccontare queste storie e condividere queste esperienze, ma diventa un presidio fondamentale di benessere psicologico per gli anziani della comunità, che sono un patrimonio della comunità, non sono un costo, un peso, sono un patrimonio che ha generato e può ancora generare, e questo è qualcosa che dobbiamo valorizzare e mettere al centro delle nostre attenzioni sociali. Allora sentiamo cosa dice Damiano Gottardello, ecco che è ritornato con noi. La centenaria l'aveva bloccato, guardami, diceva questa centenaria, guardami, guarda il mio sguardo che è ancora vivace, perché gli occhi non invecchiano mica, La pelle invecchia, ma l'occhio non invecchia. Vedo che il dottor Pezzullo è d'accordo su quello che dico. Prego Gottardello. C'è una cosa, la cosa che non invecchia mai nell'uomo è l'anima. E l'anima nelle persone che hanno avuto una vita, come si può dire, e sono arrivate a traguardi di questo tipo, ha tantissime cose da raccontare sotto il profilo delle emozioni e dei percorsi che hanno vissuto. L'uomo vive di questi, come si può dire, della storia che c'è stata prima di lui. Ogni comunità ha un futuro perché, come si può dire, c'è stato un percorso che è stato raccontato, cioè persone come la signora Righetto sono persone che sono pietre miliari nella crescita della nostra comunità vigontina, come sono in altre realtà, e sarebbe importante che come questi percorsi, questa storia fossero raccontati e condivisi con le nuove generazioni. C'è un bravissimo ragazzo che si chiama Andrea Benato che ha scritto un libro ascoltando le voci degli ultimi che ormai sono morti, ma questo ragazzo ha 35 anni e ha scritto questo libro ascoltando tutti i ricordi dei bambini della prima guerra mondiale. E quindi ha intervistato tutti questi centenari una decina di anni fa.
ne sono uscite delle cose bellissime. Allora mi dia il numero che lo chiamiamo, lo presentiamo a Sveglia Veneti, se lei ha il numero di questa persona. Assolutamente sì, perché guardate, questo è un ragazzo che ha 35 anni. Guardi, è un ragazzo che ha 35 anni ma ha una sensibilità e ha fatto questa cosa, dal quale poi fra l'altro ne hanno tratto un docufilm che su questa esperienza che ha fatto questo ragazzo, che è qualcosa di straordinario. Io lo chiamo ragazzo a 35 anni, ma poi Mirella ti do il numero, ma merita veramente che lo invitiate, certo. Perché c'ha delle storie di raccontare sul percorso di queste persone che è qualcosa di straordinario, e uso straordinario con la S maiuscola. E ha fatto bene a dirlo, e sentiremo e vedremo anche questo uomo, perché è un ragazzo di 32 anni, un uomo con una certa sensibilità. Adesso andiamo a vedere, andiamo a Padova, andiamo a vedere questi psicologi, poi commentiamo col dottor Pezzullo. Ma per me sono tutti ragazzi, perché anche la signora che ha 100 anni per me è una ragazza. Dopo il caso della coppia di padovani bloccati per giorni a Buenos Aires con una bambina concepita attraverso la gestazione per altri, tornata al centro del dibattito politico con la legge Varchi che la definisce reato universale, il tema della maternità surrogata viene affrontato anche dall'Ordine degli psicologi e delle psicologhe del Veneto, che vuole mettere al centro il benessere psicologico dei bambini e delle coppie. Il benessere psicologico dei bambini è il punto centrale di tutte le riflessioni. Benessere psicologico dei bambini che hanno diritto a un'identità solida, un'identità chiara da un punto di vista psicologico all'interno di un contenitore familiare che sia affettivo, presente e di caring nei loro confronti. E questo è il tema di tutte le genitorialità, di tutti i tipi di genitorialità. Le complesse implicazioni che ne derivano dal punto di vista psicologico e bioetico su vecchi e nuovi sistemi familiari necessitano dunque di uno spazio di riflessione interdisciplinare capace di favorire un confronto costruttivo e informato. Partiamo da una considerazione: che ci piaccia o meno la tecnica della gestazione per altri, da questa poi nascono dei bambini che fanno ingresso nel nostro paese, quindi l'interrogativo da porsi secondo me è proprio finale, cioè innanzitutto questi bambini, a prescindere da come sono venuti al mondo, perché i bambini non hanno colpa del modo in cui sono venuti al mondo, vogliamo riconoscerli, vogliamo facilitare il procedimento di riconoscimento di questi bambini da parte di chi li ha voluti, sì o no? E secondo me questo è il vero interrogativo alla base. Credo che l'aspetto fondamentale risieda sempre nel concetto di relazione, perché la relazione è il cardine sul quale si sviluppa un bambino, ma si sviluppa la genitorialità, indipendentemente dalla provenienza biologica, genetica del bimbo stesso. Allora mi fa molto piacere aver visto questo servizio e ho invitato anche l'avvocata che avete visto in trasmissione, il dottor Pezzullo, ma siamo così preparati come educazione alla genitorialità, siamo così preparati alla donazione, siamo così preparati al fine vita, oppure c'è molto da fare? Eppure questi ragazzi, quando io parlo con loro, sono curiosi, però io non vedo mai che si ponga il problema: ascoltiamo questi bambini cosa ci dicono, come vivono. Io questi bambini che ho visto e bambine sono felici, a loro non interessa se sono due mamme o due papà, a loro interessa l'amore, ecco, vivere in un ambiente sereno, essere coccolati, ascoltati, e questi genitori lo fanno perché li hanno voluti a tutti i costi, in tutte le maniere, hanno rischiato tantissimo pur di avere, oppure l'adozione che costa un sacco di soldi, senza pensare invece a quanti bambini stanno soffrendo e quante persone magari potrebbero accoglierli. Prego, dottor Pezzullo. Questo è proprio il punto fondamentale. Tutte le ricerche fatte a livello mondiale ci mostrano che la vera variabile importante è l'ambiente di amore, di cura, di attenzione che sta intorno al bambino, che diventa il suo contesto, la sua matrice di cura. È quello che fa la differenza per lo sviluppo emotivo e psicologico sano o meno del bambino. Ci sono bambini, e lo sappiamo anche nelle nostre, anche adesso, non in tempi recenti, insomma, che sono cresciuti solo con una madre, una nonna, uno zio, 3 fratelli,
fratelli, da soli, adottati, non adottati. In realtà la famiglia tradizionale, nel senso proprio da mulino bianco per intenderci, quella prototipica, potremmo dire che a volte è più rara delle tante forme con cui le famiglie crescono, crescono i bambini, i figli. Ecco, la variabile più importante di tutti i bambini e le bambine che crescono in famiglie, diciamo, non strettamente tradizionali, però che riferiscono, è quella in cui il loro benessere è stato legato proprio a questo contenitore di cura adeguata. E ci sono, ahimè, famiglie tradizionali, usiamo questo termine, che non riescono a creare queste cure adeguate per i propri figli, altre che sono sulla carta anomale, invece riescono a farlo. Allora, quello che a noi come psicologi e psicologhe interessa in particolare è il benessere dei bambini, alla fine quello è il punto fondamentale, e stabilire, definire, riflettere su quelle che sono le modalità migliori per aiutare i caregiver, cioè i familiari che li accolgono, che li fanno crescere nel modo migliore possibile. Che siano due mamme, che sia una nonna e una mamma, che sia lo zio e la vedova, l'importante è l'amore, l'attenzione e la capacità di cura, e tutti gli studi internazionali ce lo confermano. Quindi da questo punto di vista è un tema complesso quello che è stato sollevato in questo servizio, in quel convegno, e noi infatti abbiamo cercato di mettere insieme una serie di prospettive di avvocati, di psicologi, di sociologi, di giuristi, per ragionare insieme, perché è un tema complicato e nei suoi temi complicati dobbiamo sempre definire quelle che sono le priorità e costruire insieme uno spazio di riflessione che ci aiuti a navigare queste complessità, e che ogni giorno con le diverse possibilità che lo sviluppo scientifico medico ci offre pongono nuove sfide legali e psicologiche al tempo stesso. Questo Però è il non tema. siamo preparati, dottor Pezzullo, perché io sto seguendo una famiglia, questi due genitori che hanno adottato tutti e tre i fratellini per non dividerli dalla Russia. L'ho avuto ospite molte volte, anzi saluto Raffaella, e che ho dovuto mettere l'avvocato. Abbiamo l'avvocato Luca Pavanetto che fa parte del direttivo dei Veneti Scherzati, che è riuscito a far sì che Lisa, la seconda, 14 anni adesso, dottor Pezzullo, non riusciva ad andare a scuola, perché la mamma non intendeva a metterle su dei CEOD, ha detto l'ho portata via con dei traumi terribili, ci mancherebbe solo che facessi questo, anche perché Lisa non parla ma ascolta, sente, perciò a tutti gli effetti lei avrebbe bisogno della lingua dei segni, tutte quelle cose utili perché Lisa potesse partecipare. Io ho dovuto andare dall'avvocato, se no Lisa sarebbe ancora a casa, perché non c'è, non si può. La mamma si sentiva dire ma pensi di avere solo te questi problemi, invece di premiare questa donna, questa famiglia che li ha adottati tutti e tre con dei traumi terribili. Capisce come siamo messi qui nel nostro territorio, che va tutto bene, come ha detto lei, la famiglia del mulino bianco, e poi noi dobbiamo risolvere queste situazioni con la legge. Ma stiamo scherzando, dottor Pezzullo? Anche perché lei ha bisogno di stare assieme ai suoi coetanei, lo desidera, e soprattutto io l'ho portata a Luna Park, dottor Pezzullo, e questi ragazzi difficili io l'ho portata proprio là. La prima cosa che hanno fatto, l'hanno accarezzata, l'hanno toccata, e lei era il settimo cielo, voleva tornare tutti i giorni a Luna Park perché lei è isolata, se no, dottor Pezzullo, ecco, gliela farò conoscere, perché anche lei mi deve aiutare, perché Lisa deve crescere serena, tutto il diritto dopo quello che ha passato, li hanno tolti da un inferno, dottor Pezzullo. Gottardello, come ci saluta, perché siamo in chiusura, anche la politica deve ascoltare, deve supportare queste famiglie, prego. Assolutamente, intanto è stata questa trasmissione, veramente sono qua che mi prendo appunti, perché poi, come si può dire, io non è che sono illuminato, ma cerco di prendere quello che c'è in giro e cerco di trasferirlo nella mia comunità al meglio, per cui ringrazio te Mirella per gli spunti che mi hai dato, e soprattutto il dottor Pezzullo, che chiamerò, per tanti suggerimenti che ci ha dato. È una persona secondo me bravissima, e non lo sto lisciando, ma sto solo facendo una constatazione sulle tante considerazioni che ha fatto. E allora penso che i suoi politici, i suoi senatori onorevoli di Forza Italia a capire che diano delle risposte che investano di più. Qua sfondi una porta aperta. Appunto, allora la sfondiamo e andiamo avanti. Grazie Damiano Gottardello, devo chiudere perché ho forato. Sentiamo come ci saluta anche il dottor Luca Pezzullo, presidente Ordine Psicologi del Veneto.
Grazie mille Mirella, io ringrazio anch'io, è stata una bellissima trasmissione anche secondo me, credo che si siano toccati bene, ringrazio anch'io il vice sindaco Gottardello perché veramente gli spunti, gli stimoli sono molto ricchi e mi dà proprio la sensazione che quando c'è la buona volontà di mettere insieme i media, il volontariato, il terzo settore, gli enti locali, i professionisti, si possono trovare soluzioni ai problemi che abbiamo tutti e queste sfide le vinciamo insieme, quindi grazie davvero. Grazie a questi graditi ospiti. Adesso andiamo in pubblicità perché come al solito ho forato. Presento altri due graditi ospiti, abbiamo la dottoressa Francesca Caumo, Istituto Oncologico Veneto, grazie veramente dottoressa di essere qui, poi vediamo se si collega anche un altro ospite, ma questa mattina è difficile. Allora dottoressa, cosa ci dice, come si aprirà, come si è aperto questo 2025? Abbiamo sentito veramente che anche la tecnologia, la ricerca ha fatto passi da gigante, queste donne che si rimboccano le maniche e a differenza degli uomini hanno il coraggio di lottare per vivere, per sopravvivere, ma soprattutto di mettersi in prima linea. Hanno la forza di reagire nonostante questi terribili tumori che arrivano, anche forse in età molto più giovane. Prego, dottoressa. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio per l'invito e se vi chiedete come è iniziato direi assolutamente molto bene perché noi non lavoriamo mai incentrato nell'oggi, ma sempre con un'ottica anche del domani, del futuro. Quindi oggi noi riusciamo ad utilizzare delle diagnostiche che abbiamo diciamo programmato di acquisire appunto nel tempo e abbiamo buonissime prospettive anche appunto per il futuro. Quindi questo diciamo che è ciò che ci contraddistingue per poi poter dare un messaggio assolutamente positivo a tutte quante le nostre donne. Poi se volete prego dottoressa. Poi se volete possiamo entrare nel merito delle nuove appunto tecnologie e possibilità. Dottoressa, perché il tempo è tiranno, meglio che parliamo subito, prego. Sì, allora guardi, io direi che come centro insomma come breast unit, quindi come centro dedicato alla mammella, potremmo parlare di questo tipo di patologia. È chiaro che come centro hub noi dobbiamo avere come mission la presa in carico di tutti quelli che sono i dubbi diagnostici, perché noi dobbiamo ricordarci che compito nostro è non soltanto quello di arrivare ad una diagnosi nelle donne che hanno qualcosina, ma anche di negativizzare tutte quelle che hanno un sospetto e che per questo sospetto, tra virgolette, appunto non vivono più. Quindi diciamo che abbiamo messo in campo tutta una serie di skills, insomma appunto di capacità di tutto quanto il team proprio per poter arrivare a questo obiettivo. Quindi noi siamo attivi soprattutto nella parte bioptica e quindi in tutto quello che ci permette di arrivare ad una diagnosi, dicevo appunto, di negatività o di positività, con macchinari molto all'avanguardia. Abbiamo dei sistemi appunto dedicati a tutte quante le metodiche, quindi se una lesione la vediamo bene in mammografia possiamo arrivare a tipizzarla con un sistema ad hoc per lesioni che si vedono con quella metodica, ma non dobbiamo dimenticare neanche le metodiche contrastografiche come la risonanza magnetica o come la mammografia con mezzo di contrasto, che vedono lesioni piccolissime e che possono anche non avere poi un riscontro ecografico, e lì allora arriviamo con dei sistemi che ci aiutano a tipizzare le lesioni con quella metodica, che sono cose che non tutti quanti i centri hanno e che sono importantissime soprattutto perché le donne molto giovani, quelle che hanno un rischio aumentato, spesso utilizzano queste metodiche per la prevenzione, quindi risonanze magnetiche o mammografia col mezzo di contrasto, e quindi noi abbiamo il dovere, quando vi è un dubbio, di avere lo strumento che ci permetta di dirimerlo. Quindi questa diciamo che è la nostra caratteristica più importante. Poi ovviamente non ci dimentichiamo né dei follow up delle donne che sono già state operate. È chiaro che tendiamo a prenderci a carico i primi 5 anni, non di più, perché non riusciamo appunto proprio dal punto di vista del numero delle apparecchiature, ma già avere comunque un sostegno i primi 5 anni nel centro in cui sono state trattate e operate
direi che è un obiettivo già molto molto importante. E non dimentichiamo quelle che invece purtroppo magari sono meno fortunate e quindi quelle che stanno portando avanti la malattia in maniera cronicizzata, quindi quelle che possono avere delle metastasi, quelle in cui il decorso della patologia non è stato il migliore. Anche lì mettiamo in campo un'oncologia che è di altissimo livello e un follow-up mediante metodiche come l'ATTAC che ci permettono di monitorare proprio le terapie. Altro punto, aspetto positivo è quello di aver investito anche assieme alla Regione in quella che è la prevenzione. È ormai 5 anni che portiamo avanti uno screening personalizzato per le giovani donne. Abbiamo chiamato insieme, appunto grazie anche alla possibilità che ci ha dato la Regione, delle 45enni, e quindi abbiamo investito su questo screening personalizzato che ha dato assolutamente dei buonissimi risultati. I primi lavori sono già usciti, abbiamo in pubblicazione poi il primo lavoro del primo anno e si vede come appunto riuscire a fare una diagnosi precoce è importantissimo. E ha fatto bene a spiegare l'importanza della prevenzione, perché non ne facciamo mai abbastanza, però grazie anche alla ricerca, alla tecnologia veramente sono fatti passi da gigante. Avete sentito la dottoressa Caumo che cosa ha detto, ecco quanti strumenti hanno per riuscire a capire cosa c'è anche in profondità che magari non si nota. Però volevo salutare anche Pasqualino Codognotto, già sindaco di San Michele al Tagliamento, ex responsabile servizio di polizia locale, perciò parleremo anche con lui di sicurezza, come va da lei, cosa si sta facendo anche per i giovani, per le donne, cosa senti? Io sento molta solitudine, queste donne però rispetto agli uomini che si rimboccano le maniche e cercano di superare 1000 ostacoli. Prego Codognotto e grazie di essere qui. Adesso abbiamo i vesti di pensionato, allora cosa fa? Prego. Intanto grazie, è piacere rivederla, l'ho vista alcuni anni fa da sindaco, adesso in una condizione diversa. In realtà in questo periodo mi dedico allo studio delle nuove regole del codice della strada, perché dal 14 di dicembre 2024, come lei sicuramente saprà, sono entrate in vigore alcune regole che hanno profondamente modificato alcuni articoli del codice della strada. Ebbene, mi sono rimesso a studiare questo e cerco di informare la gente sulle nuove indicazioni e anche prescrizioni che sono intervenute. In questo momento mi occupo di questo particolarmente. Allora lei non so se ha sentito, perché noi con i familiari nazionali, l'Associazione Familiari Nazionali Vittime della Strada, stiamo raccogliendo firme per l'airbag obbligatorio ai motociclisti e portare in Europa. Stiamo cercando di fare questo perché abbiamo visto troppi morti sulle strade anche con le motociclette, non è possibile continuare a non far niente, visto come prima parlava la dottoressa Caumo della grande tecnologia che abbiamo fortuna di avere, però non abbiamo la possibilità di comprarla, perché chi ha la fortuna costa tanto, però se non è obbligatorio magari non lo metto. Andiamo a vedere questo airbag per motociclette con questa raccolta di firme che faremo anche il 26 di gennaio a Verona, al Pala Rossini, dove il dottor Guidarini ha messo in atto questo convegno proprio per la sicurezza stradale, e noi ci saremo con la raccolta delle firme che poi speriamo di riuscire a portare in Europa per l'airbag obbligatorio ai motociclisti. Andiamo a vedere.
andiamo a sentire anche cosa hanno detto sia il presidente Zaia che il presidente Dan, il sindaco Presti. Il presidente Dan che ha perso la figlia in un incidente stradale, Manuela, e da quel giorno si è rimboccato le maniche. Andiamo a vedere e sentire il servizio. Presidente, l'iniziativa per l'airbag ai motociclisti, come la vede? Io la vedo bene, il Consiglio regionale si è già espresso anche con un ordine del giorno. Dico che è una bella iniziativa, soprattutto va nella tutela della vita, e questo è lodevole. Dopodiché deve essere l'Europa che si decida rispetto a questi temi. L'appello all'Europa è un appello sacrosanto, è giusto portarlo avanti. Andrea Dan, una giornata qui ad Arcade per parlare a 15.000 persone sulla sicurezza per i motociclisti. Sì, siamo qui per chiedere urgentemente alla Presidente della Commissione europea, la professoressa Ursula von der Leyen, le fiamme puntano a Bruxelles, quanto prima l'approvazione dell'obbligo airbag europeo per i motociclisti. Colgo l'occasione per poter ringraziare gli alpini di Arcade, l'amministrazione di Arcade e tutta la platea che oggi hanno portato le firme. Noi continueremo ad allargare questo raccolta firme, che ora come ora siamo a livello provinciale, l'allargeremo a livello regionale. Quanto prima ci sarà un'apertura in ufficio a Milano, metteremo un gazebo a Roma, ma soprattutto ci avvicineremo a Bruxelles. Quante firme avete raccolto oggi? Oggi sono oltre un centinaio di firme raccolte qui. Abbiamo già migliaia di firme raccolte e un appello lo vorrei girare subito agli europarlamentari: attivatevi quanto prima, perché la Commissione europea deve approvare unanimemente l'obbligo dell'airbag. Do solamente due dati. Nel dati Istat nel 2003 in Italia 761 sono stati morti con la moto, a livello europeo 3.341 vittime, significa una media di 10 morti al giorno con le due ruote. Invito tutte le associazioni, le ringrazio, invito a tutti i movimenti, invito a tutte le amministrazioni comunali, avanti tutta Bruxelles, apriteci le porte e quanto prima unanimemente date obbligo dell'airbag. Ecco, come funziona questo airbag? Ci sono già in commercio degli airbag, per cui ci sono già dei gilet, ci sono già dei giubbotti. Noi abbiamo un prototipo studiato a livello americano, ci sono già alcune università, le università di Firenze e le università di Bologna che stanno studiando, ed è un airbag che va a coinvolgere totalmente la persona, con 8 airbag che partono dal seggiolino. Sono convinto che questo airbag verrà votato a livello europeo e poi verrà portato a livello mondiale, per cui questo significa anche produzione, significa anche sviluppo, significa anche lavoro, per cui salviamo un motociclista. Sindaco, avete trovato uno spazio anche per il banchetto per la sicurezza per i motociclisti? Abbiamo fatto una cosa in corsa, ma abbiamo garantito comunque all'associazione Vittime della Strada questa mattina da mezzogiorno alle 17:30 di raccogliere firme e dare anche un messaggio forte alla platea che questa sera qui stimata tra i 12 alle 15.000 presenze, che stiamo appoggiando un'iniziativa di una legge importante che è quella di dotare i motociclisti di un airbag, e quindi la mozione da portare in Europa ad Ursula von der Leyen si propone appunto che faccia in modo che si approvi una legge europea che permetta a queste persone che vanno in moto di essere comunque anche più sicure. Ha firmato anche lei? Ho firmato anch'io e anche i miei assessori, perché per noi la sicurezza è al primo posto. Speriamo di riuscire anche a far firmare il presidente Zaia, che quella sera non ha firmato, ma avete sentito, aveva già approvato in regione, ma è importante anche la sua firma. Vedremo come si muoverà la presidente Giuseppina Cassaniti, che è la presidente nazionale familiari vittime della strada. Ecco, so che anche ha scritto alla regione per ringraziarlo e speriamo che arrivi questa firma. Cosa ne pensa Codognotto? Penso che aspetto che arrivino il banchetto anche da noi, o posso sollecitarlo io,
e sarò naturalmente uno dei firmatari, anche perché per due ragioni. Uno, perché quando ho iniziato la mia carriera nella polizia locale ho fatto il motociclista e quindi posso assicurare che la moto è una cosa meravigliosa, ma è altresì una cosa estremamente pericolosa, perché con la moto una volta caduto non hai grandi difese. La seconda è che il periodo per la raccolta di queste firme è perfetto, perché con le modifiche appunto introdotte, come le dicevo, del 14 dicembre in vigore, anche la categoria dei motociclisti, oltre a quella dei pedoni e dei ciclisti, è considerata una categoria protetta e quindi mai come in questo periodo bisogna forzare rispetto a questa soluzione. Però nel nuovo codice non c'è questo airbag purtroppo, e il Presidente Cassaniti aveva presentato un cartello proprio di strumenti per la sicurezza dell'automobilista e dei motociclisti, ma non è stato preso in considerazione, caro Codognotto, e perciò noi dovremo andare in Europa. Però volevo chiedere anche alla dottoressa Francesca Caumo, ecco, la tecnologia, la ricerca, veramente passi da gigante, se si investe, quante possibilità abbiamo di vivere a lungo anche con certi mali, che una volta solo nominare il tumore, il cancro, poi non ne parliamo, e invece guardate nel 2025 cosa riescono a fare questi medici, questi chirurghi, questi ricercatori. Prego, dottoressa. Assolutamente sì, cioè investire ovviamente nella ricerca significa investire nella scoperta sia di percorsi diagnostici più appropriati e personalizzati, sia in terapie appunto più appropriate e personalizzati per i vari tipi di tumore. È chiaro che è un investimento che magari non dà un risultato immediato, ma che lo dà col tempo. È compito, secondo me, dei decisori e comunque soprattutto dei decisori in sanità capire che questo investimento può non avere a breve termine un risultato, ma lo avrà appunto in futuro, in termini tra l'altro di appunto anni di vita migliorata, non soltanto da sopravvissuti ma anche da guariti. Noi ad esempio appunto il tumore al seno. Quanto importante è conoscere il proprio corpo, iniziando da un'età molto giovane, avere rispetto del proprio corpo? Prego, dottoressa. È assolutamente importante, infatti al di là di quello che possiamo mettere in campo nella prevenzione del tumore al seno, non c'è soltanto la tecnologia e quindi l'adesione agli screening verso il quale io vorrei appunto fosse puntata l'attenzione sul fatto che qui nel Veneto ci sono screening di altissima qualità, ma bisogna iniziare fin da giovani anche ad una dieta, per esempio ad un'alimentazione, all'attività sportiva, cioè ad una educazione proprio sanitaria che dovrebbe iniziare già nei banchi di scuola. Quindi conoscere il proprio corpo, conoscere tutto quello che può far bene anche in termini appunto di prevenzione alimentare, di attività fisica, perché tutto questo appunto aiuta a dare valore a quello che poi viene fatto dopo una certa età grazie alla strumentazione per identificare precocemente le neoplasie. Quindi è fondamentale, dovrebbe iniziare dai banchi di scuola. Eppure, dottoressa, abbiamo anche questo esempio di Kate, questa principessa che sta cercando con tutte le sue forze di lottare, però vedere che è ritornata a una vita normale, vedere il sorriso, ecco, fa ben sperare. Pensate, e stiamo parlando di cancro, non parliamo di tumore. Quanto importanti sono questi messaggi anche per le persone che guardano e che ascoltano, dottoressa? Beh, secondo me sono fondamentali. Allora, innanzitutto la dignità che ha dimostrato nell'affrontare appunto questa situazione, che non deve essere più una stigma, ma purtroppo è una realtà che esiste e che spesso le persone si trovano ad affrontare.
chiaro che chi è più esposto dal punto di vista mediatico può diventare esempio di questo stato appunto di dignità e di diciamo supporto da parte dei familiari che, ricordiamocelo, non è assolutamente indifferente. Quindi trovare poi la strada più diciamo opportuna per quanto riguarda l'aspetto terapeutico, quindi personalizzazione appunto delle cure, e io credo che questo sia un messaggio assolutamente importantissimo. Noi dobbiamo pensare che purtroppo la sofferenza c'è, la malattia c'è, quindi non sempre non si può evitare, bisogna affrontarla nella giusta appunto maniera, quindi con percorsi personali e con il sostegno della famiglia e anche degli operatori appunto sanitari. Questo porta alla fine al successo anche delle terapie. E soprattutto anche l'ambiente accogliente, saper fare l'ascolto. Io ho una spettatrice, Nadia, che l'ha detto pubblicamente, che purtroppo è stata colpita al seno da questo tumore, ma quello che ogni volta che chiama ringrazia per come l'hanno saputa ascoltare, accompagnare anche in un percorso molto problematico, come dice lei, anche di sofferenza, però sapere che hai questi punti di riferimento quando arrivi in queste situazioni è fondamentale, dottoressa. Qui è questione anche di psicologia, non c'è niente da fare, prego. Assolutamente sì, ripeto, ogni donna è un caso a sé e va guardato il contesto, perché l'approccio verso per esempio donne giovani, trentenni, che hanno appena avuto un figlio piccolo, che devono gestire la malattia, ma nello stesso tempo anche la famiglia, magari anche un lavoro impegnativo, oppure una donna in età più avanzata che magari ha dei problemi a casa per un divorzio o insomma per altre cose, quindi va sempre contestualizzato il nostro intervento. Per questo avere a disposizione anche un supporto psicologico è assolutamente fondamentale e può far riuscire meglio anche tutte quante le terapie, perché poi è anche il nostro, come noi ci poniamo ad effettuare queste terapie, che può fare la differenza. Avete capito quanto è importante anche Nadia, infatti anche guardando questa trasmissione dove ho avuto anche queste donne colpite dal seno che hanno un po' alla volta spiegato come avviene il tutto, anche la perdita dei capelli che è una cosa che una donna fa fatica ad accettare, eppure Nadia ha detto mi è servito vedere ecco con quanta anche pacatezza hanno fatto capire che non è il capello l'importanza, è quello che combattere, avere il coraggio di combattere, come dice lei dottoressa, di affrontare, rimboccarsi le maniche, sono esempi meravigliosi, perché Nadia è andata subito dal parrucchiere e ha cominciato a tagliarsi i capelli perché ha detto tanto li perderò, perciò inizio già a fare questo. Sono questi gli esempi che servono, dottoressa. Queste donne sono molto brave a capire veramente e mettersi in mostra. Abbiamo visto le sfilate, quante cose abbiamo visto, la chirurgia plastica. Prego dottoressa. Assolutamente sì, ci sono un sacco di iniziative. Io per esempio faccio parte anche della DEI, che è un'associazione fortemente voluta dalla Società Italiana di Radiologia Medica, che non è la classica pari opportunità che diamo appunto alla donna, è un contesto molto più ampio. Infatti tanti del nostro direttivo sono anche uomini, quindi è l'idea appunto di mettersi in gioco in tutte queste cose che possono riguardare la salute femminile. Non c'è soltanto la neoplasia, ci sono anche altre diciamo patologie che possono interessarci, ma soprattutto il nostro organismo, un organismo che ha delle caratteristiche diverse rispetto all'uomo, e quindi anche la nostra risposta a determinate terapie può essere diversa. Cioè è un mondo questo della medicina di genere che deve essere conosciuto e supportato, perché può fare appunto la differenza, e queste iniziative che vengono fatte, ne ho viste fare moltissime appunto in questi anni, fanno il punto proprio su questo, non soltanto sulla patologia neoplastica, ma proprio su quello che viene ormai definita la medicina di genere, che è una realtà scientifica e che è importante portare avanti. Indovini dottoressa chi ha chiamato adesso? La nostra Nadia. Fatalità, ho parlato di lei. Bene. Eccola qua. Ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno alla dottoressa. Buongiorno. Allora buongiorno a lei. Io ho fatto ieri
la mia ho iniziato il mio secondo ciclo di terapie. Comunque diciamo che andiamo bene, perché non ho effetti collaterali, a parte 2 o 3 giorni dopo la terapia un po' di stanchezza, ma comunque vedo, dottoressa, terapie, stanze da 6 lettini, c'è un giro continuo, non c'è un lettino vuoto, dalle 8 del mattino alle 17 del pomeriggio. Quanta gente, bisogna andare a vedere là, quanta gente che sta male. E ne vedo di bene, ne vedo di male. Comunque io mi ritengo fortunata e finirò verso la primavera, e anche ieri le infermiere sono passate con dei turbanti, chi aveva bisogno per mettere in testa, e ce l'hanno regalato. Hanno tanta umanità e le devo ringraziare infinitamente, dai dottori tutti quanti. Grazie, arrivederci e buona giornata. Cara la nostra Nadia. Cara la nostra Nadia, ha sentito, dottoressa? Questi sono gli esempi. Assolutamente. Prego. Questi sono gli esempi, ma anche sono, diciamo, le testimonianze che ci fanno andare oltre le difficoltà che possiamo incontrare. È un momento storico in cui la sanità pubblica è un po' sotto il mirino, c'è questo malcontento appunto generale, questa difficoltà a trovare anche accessi, però ricordiamoci che esistono anche delle realtà meravigliose e io posso sinceramente dire di lavorare in una di queste realtà. E perché diventano realtà efficienti e meravigliosi? Per il personale che ci lavora, ma soprattutto per una visione strategica di chi ci governa, perché ricordiamoci che da soli non facciamo niente, invece insieme intendo dire proprio gli operatori, ma anche, ripeto, chi poi ha in mano le decisioni strategiche, possono decidere se investire solamente nell'efficientamento della struttura o anche in una sorta di, diciamo, tra virgolette, umanizzazione delle cure. E se noi vogliamo ottenere il miglior risultato è questo che dobbiamo portare avanti. E ha fatto bene a dirlo, dottoressa Caumo, veramente complimenti per quello che ha detto, bisogna crederci e investire, non c'è niente da fare, perché le figure, i numeri come persone li abbiamo con questa sensibilità, però hanno bisogno di strumenti, non c'è niente da fare, questa è la verità. Avete sentito Nadia, i numeri sono tanti e perciò dobbiamo dare la possibilità a queste persone di vivere questi percorsi serenamente, dando agli operatori il giusto, gli strumenti che servono. Guarda, io posso dire, la ringrazio tantissimo. Io ho sentito e vedo tutte le mattine si lotta per sopravvivere, per vivere, ma qualcuno invece lotta per morire, perché veramente non vengono rispettate neanche l'ABC delle norme stradali, soprattutto telefonini e velocità. Ci sarà anche il nuovo codice della strada, ma non è che io vedo tanti cambiamenti per strada. Prego, Codognotto. Beh, diciamo, chiedo scusa, proprio sui 2 argomenti che lei ha detto, la legge è intervenuta in maniera molto pesante, nel senso che si sono inasprite moltissimo le sanzioni, ad esempio per quanto riguarda l'uso del cellulare. Le multe sono passate da 250 a un minimo a 1.000 euro, c'è anche la sospensione di patente, c'è la sottrazione dei punti. Se poi questo viene ripreso e beccato di nuovo, l'inasprimento è ancora più forte. Per quanto riguarda i limiti di velocità, in realtà qui la norma tenta un po' di risolvere una situazione complessa. Lei avrà certamente saputo che c'è gente che prende 3 multe, no? Nella stessa strada, e se questo accade nel giro di un'ora e se la strada è sempre dello stesso ente, oggi si possono unificare. Però è vero quanto dice, non c'è una cultura
per l'utente della strada, per l'utilizzo della stessa. Solo le sanzioni sono certamente un deterrente. Vediamo ad esempio cosa succede per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza. Ad esempio fra qualche mese entrerà in vigore ad esempio anche l'alcol lock, che è uno strumento che dovrà essere messo nella propria macchina nel caso in cui si sia stati colti in guida in stato di ebbrezza e si è recidivi, ma vedremo più avanti che cosa succederà. In realtà bisogna cominciare dalle scuole, non c'è niente da fare. Io ho fatto per un periodo, durante la mia esperienza professionale, nelle scuole educazione stradale, e devo dire che gli effetti sono magnifici. Le faccio un esempio: i bambini che dovevano attraversare la strada davanti alla scuola invitavano i loro genitori a farlo sulle strisce pedonali, quando questi, per fretta, insomma per tante ragioni, dicevano no, attraversa qui che è più veloce, devo fare di fretta, eccetera. La stessa cosa capitava con l'uso delle cinture. Ho visto un bambino piangere perché la mamma gli ha detto dai siedi qui, lascia stare le cinture che ho fretta, devo andare a fare la spesa, eccetera eccetera. Il bambino si è messo a piangere perché poco prima invitavo tutti i bambini a fare questo prima di che la macchina si muovesse. Bene, bisogna cominciare da lì, non abbiamo altre scelte. Sì, ma capisce che questo bambino è fragile rispetto a questo genitore che non riesce a capire invece l'importanza della sicurezza? Capisce che non ci siamo proprio, perché quelli bravi li abbiamo, ma noi dobbiamo andare a parare su quelli che non riescono a capire l'importanza delle cinture, e questo bambino che dice mamma ma guarda che me l'hanno appena detto che devo mettermi la sta cintura. Allora dottoressa, come ci saluta e che messaggio vuole lasciare? Allora il messaggio che voglio lasciare intanto è di ringraziarla, perché in questo periodo storico, ripeto, si parla molto di mala sanità. In realtà abbiamo un sistema sanitario nazionale che va mantenuto e in cui io credo in maniera veramente importantissima. Ci possono essere difficoltà, ma siamo ancora in grado di fare la differenza. Quindi io posso soltanto ringraziarla per permettermi di dare questo messaggio positivo. E poi appunto ribadire il fatto che come Istituto Oncologico Veneto oggi abbiamo parlato di patologia neoplastica della mammella, ma in generale diciamo che è presente a 360 gradi proprio per tutte quante le persone che in difficoltà e con questo tipo di problematica appunto tumorale. Grazie alla dottoressa Francesca Caumo, Istituto Oncologico Veneto, di essere stata con noi. Vediamo se riesco a passare Monica, ma telefonate in ultima, ho capito che ascoltate. Vai, ecco niente, Monica è caduta ma è troppo tardi. Vediamo come ci saluta velocemente anche Pasqualino Codognotto. Vi saluto ringraziandovi perché bisogna attivare tutti i canali per creare quella cultura di cui proprio prima dicevo e quella sensibilità. Io sto facendo nel mio piccolo in tutti i modi, c'è già una bozza prevista appunto nel nuovo codice della strada dove si entrerà nelle scuole per acquisire ad esempio dei crediti che vanno poi ad aggiungersi ai punteggi che vengono dati sulla patente. Ebbene, questo concetto va esteso. Non abbiamo altre possibilità. Se non creiamo nuove generazioni con sensibilità diverse rispetto a questo tema, ci sono anche altri temi, ma questo è un tema importante, le vittime della strada sono un argomento drammatico che va affrontato, credo che altre soluzioni non ne abbiamo, però veicolare messaggi come fate voi, ancora complimenti, e portarlo nell'ambito della cultura, nell'ambito scolastico eccetera, è la strada maestra da seguire. A proposito di strada. Grazie, allora l'aspettiamo il 26 se è libero a Verona, questo importante convegno fatto da motociclisti, da questa associazione motociclisti incolumi, perciò se è libero Codognotto venga a vedere perché sarà molto importante e anche le faremo vedere una cosa che forse lei non sa, l'unica persona al mondo senza mani e senza gambe che guida la motocicletta con la patente della motocicletta, perciò venga a vedere ed è il nostro Fulvio Marotto. Grazie ancora alla dottoressa Franca Caumo e andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Penne del pastore.
La ricotta salata segue il procedimento di produzione della ricotta tradizionale, ma invece di essere messa in commercio fresca, viene salata a secco in superficie e messa a stagionare per un periodo variabile da 10 giorni a un mese. Durante questo periodo la ricotta perde almeno il 50% di acqua rispetto alla ricotta fresca e se durante questo periodo subisce anche un affumicamento si parla di ricotta affumicata. Ingredienti per 4 persone: 320 g di penne rigate, 200 g di ricotta salata o cacio ricotta, 2 cipolle, 2 decilitri di panna, un ciuffo di prezzemolo spezzettato con le mani, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, pepe. Tagliate le cipolle a fettine. Sminuzzate la ricotta. Fate soffriggere in una padella con 3 cucchiai di olio le fettine di cipolla fino a quando non saranno dorate. Aggiungete la ricotta e la panna. Salate e pepate. Aggiungete qualche cucchiaio di acqua se necessario. Amalgamate bene il composto mentre lo scaldate a fuoco lento. Fate cuocere le penne in una pentola con abbondante acqua salata che avrete portato a ebollizione. Scolate la pasta al dente, versatela nella padella con la ricotta e le cipolle e mescolate bene. Aggiungete il prezzemolo tritato, servite e buon appetito!